tanto è una live, sono sicuro che sarà una live più intima. Cominciamo. Click. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. L'Oriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio reale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Eccoci qua. Claudia, ci siamo. Datemi conferma che si sente perché ho cominciato la live con dei settaggi diversi e quindi ho paurissima che non si senta niente. Eccoci qua. Allora, ditemi come va. Mm? Si sente a posto. Grazie Gennaro. Grazie a tutti. Il missile, sì, perché Vania a un certo punto si è scocciata, ha detto vai, tiro io. È interessante, insomma, una delle cose interessanti di questa partita è che Vania è più rigorista di un Buongiorno, di uno Spinazzola. Fatemi vedere prima di chi, ovviamente di Beukema che non ha tirato. Quindi più di Spina, più di JJ e più di Buongiorno. Non finiva più. Ed è, insomma, meno male, ragazzi, perché questa partita qua, anche senza i supplementari, se non l'avessi vinta, ci sarebbero stati degli strascichi mentali. No, forse solo per me, non so, magari ai ragazzi non interessava, perché non lo so quanto interessi fino in fondo la Coppa Italia. Caro Nicola, non ti voglio rispondere. Stanno ancora tirando. Non c'è una cura vera e propria, c'è da limitarne l'uso, cioè, prima e dopo i pasti, e no, è troppo. Forse dopo l'inizio della gara, se proprio devi, insomma, prendi un paio di pastiglie che da Giarisce. Non sono contentissimo, insomma. Ho avuto il modo, ecco, ci dovrebbe essere il commento pinnato se non l'avete visto che la partita era un po' più presto e visto che questa live sarà più intima, ho avuto il modo di postare già la reaction, quindi se volete andare a vedere, magari evito di ripetere delle cose, ma sarà inevitabile ripeterle perché i concetti espressi in reaction restano validi durante la live. E uno non si vuole accanire perché non si vuole accanire, però non tutte le ciambelle riescono con il buco. Mi sento di dire. Angela, sì, si può dire. Insomma, migliore in campo. Se vado a fare il computo, ovviamente era uno di quelli che era chiamato A, perché giovanissimo, messo lì. Conte lo vede anche un po' più sottopunta che centrocampista. A me è piaciuto tantissimo. Forse se la può dividere con Juan Jesus, che Juan Jesus comunque ha fatto una grande partita. Da Elmas volevo qualcosa in più, ha retto, Ambrosino ha fatto il suo, poi sono entrati gli altri. Secondo me è giusto dare bello, è stato bello rivedere Spina, ma è giusto dare soddisfazione a Vergara perché ha giocato proprio bene, ha fatto tante cose giuste, anche tosto fisicamente, visto che lui è un po' più piccolo degli altri, serve quell'impatto anche fisico e lui ce l'ha. Ha giocato deciso, convinto, ha fatto l'assist decisivo per Lucca e quindi merita sicuramente l'MVP, perché no? Ma merita tutti i nostri complimenti e merita anche magari di essere utilizzato un po' di più. È difficile rinunciare allo Lobotka, è difficile rinunciare a un McTominay oggi perché sono entrambi decisivi a modo loro. Però sai, a un settantesimo, se la partita fosse in ghiaccio, e allora lo puoi tranquillamente mettere dentro e utilizzare. Conte all'inizio, lo ricordate, mi pare che lo fece col Sassuolo, lo stava anche cominciando a fare. Poi sono arrivate partite in cui lui ovviamente si fida più di quelli esperti, però secondo me un po' più di minuti se li può fare.
Kvara no, hanno caratteristiche diverse, insomma, è un giocatore che secondo me ti puoi giocare sotto punta, tra i due sotto la punta, te lo puoi giocare anche a destra, rientrando sul mancino. È un trottolino che funziona, che però non disdegna anche di andare all'impatto fisico. A me è piaciuto molto. Politano peggiore in campo? Sì, temo di sì. Oggi era... Vedi, il fatto di cominciare titolare oggi è chiaro che se il discorso che facevamo qualche giorno fa sul se lui sta soffrendo il fatto di non essere più titolare, cominciare a titolare oggi lo conferma perché vuol dire che ti stai cercando di conservare i Neres e i Lang per la partita con la Juve e questa era una partita da turnover assoluto, non tanto perché vuoi snobbare la Coppa Italia, tant'è vero che dopo li mette tutti dentro per cercare di vincerla prima dei rigori. Però è una partita dove devi cercare di non infortunarti. E onestamente, per una volta sono d'accordo anche con un turnover massiccio. È proprio quella formazione che in prepartita avevamo ipotizzato e aveva molto senso. 1,85 non mi sembra. Non mi sembra. 1,85 penso che Olivere, 1,85. 1,80, non lo so, non sarà basso alla Insigne, ma credo che sia più piccolino degli altri, però ci sta fisicamente, eh. 1,85 mi sembra un po' esagerato, però vediamo. Spesso le altezze, ricordate anche con Koulibaly, c'erano altezze discordanti, non lo so. Allora, godiamoci il momento, ma mi imponi una riflessione. Quando torneranno Anghissà e Bruyne, come si inseriranno in questa squadra? È una cosa che mi interessa veramente pochissimo, perché è la solita frase, caro Edoardo, tu me la imponi, ma me lo ricordo all'epoca quando Osimhen fatto male, adesso come si rimette Osimhen che con Raspadori e Simeone giochiamo meglio? È un non problema perché tornano Anghissà e De Bruyne e tornano Anghissà e De Bruyne e sono loro i titolari. Non c'ho dubbio su questo. L'importante è che ritornino in modo tale che quelli che adesso stanno giocando titolari poi si può rimpastare il modulo, si può confermare questo modulo qua. Se fai questo modulo qua puoi sfruttare anche Anghissà e Lobotka come doppio centrale e spostare McTominay un po' più avanti, puoi fare tante cose, l'importante è ritornare ad averli per avere le sostituzioni. Quindi a me io non vedo l'ora che ritorna, non mi sembra un problema. Tu non me l'hai portato come problema, me l'hai portato come riflessione. Secondo me l'idea di Conte iniziale era quella di far giocare i migliori 11 e credo che siano ancora i migliori 11 quelli là che utilizzavamo col 4-1-4-1. Però nel frattempo crescono, no? Cresce Lang, cresce Neres e avendo più possibilità si possono fare anche altre cose diverse che Conte non ci ha fatto vedere ancora. Più ne abbiamo meglio è, soprattutto se si parla di due big. Mi sta passando ora la tachicardia, Alfi, mamma mia. No, è veramente, perché poi onestamente io ero molto contento del primo tempo. Tutte le riserve, va benissimo, però c'era Piglio, lo stesso Politano l'ho visto voglioso. A un certo punto io dico che voglia di andare a prendere quel pallone che stava uscendo. Gli è mancata un po' di qualità nell'ultimo passaggio, 11 cross, 0 cross riusciti, mi dicono dal canale Telegram, quindi vuol dire che è mancata un pochino di qualità. Però mi stava piacendo il Napoli. Nel secondo tempo credo che abbiamo un pochino allentato la presa. Abbiamo pensato, vabbè, la possiamo gestire, vabbè, il Cagliari è poca cosa, un gol l'abbiamo fatto e questo ti dimostra il calcio che basta poco, basta una scintilla. Il Cagliari ha messo dentro giocatori di un livello un po' più alto, perché Borrelli sta in grande forma, se per Esposito lo spunto ce l'ha e aggiungi altri giocatori importanti, è arrivato anche con un po' di casualità quel rimpallo con McTominay, però in quel momento l'attacco momentum del Cagliari era più serio e quindi se lo meritavano anche. Un applauso a Vergara, grazie Vincenzone. Un applauso a Vergara, lo darei in prestito in Serie A. Lucca da vendere subito nonostante il gol. Politano, Lucca e Vergara via a gennaio. Vedi, per motivi diversi. Perché tu dare via Vergara ma con l'applauso
e per farlo crescere anche a me piacerebbe come soluzione. Però non lo puoi fare perché poi Vergara, ricordati che non occupa spazi nella lista e quindi al posto suo ti potresti prendere solamente Insigne, per dire. E quindi invece uno che adesso può rientrare nelle rotazioni non lo puoi vendere, anzi te lo devi tenere caro caro, perché a centrocampo saremo comunque pochi finché non rientrano anche Sai De Bruyne e lo stesso Gilmour, che ne avrà per un po'. Quindi non credo che si possa fare, anche se mi piacerebbe l'idea di vederlo giocare con continuità per farlo crescere. Non si può fare. Lucca è un altro paio di maniche, completamente un altro paio di maniche, e lì ne faccio una questione. Sì, tecnicamente non soddisfa, lo so, però anche altri giocatori fanno errori simili, anche lui ogni tanto riesce a bloccare un pallone e a smistarlo, non è un 0 su 100, ogni tanto gli riesce la giocata anche tecnicamente valida. È un problema proprio di approccio alla gara, di postura, di body language. Mi sembra, lo vedo insoddisfatto, lo vedo non sul pezzo, e anche questione di caratteristiche, perché non andrà mai ad aggredire come fanno gli altri, perché le lunghe leve sono pesanti da muovere. Però lo capisco, anche lì è una questione anche di formula che hai fatto con l'Udinese. Non lo so se lo puoi dare via. Ad oggi non mi fa impazzire come acquisto. Tutti gli altri piano piano, vedi lo stesso Lang, lo stesso Gutierrez, stanno trovando una loro collocazione. Luccano. Ed è giusto dirlo, vedi, il non essere risultatisti è anche questo. Lucca segna e dovrebbe essere un gol decisivo, risulta comunque il peggiore in campo per me. Vedi, perché parlavamo, il migliore in campo, per me risulta il peggiore in campo, più di Politano. Politano via gennaio è un illogico, che capisco il momento di frustrazione, ma è un illogico. Quanto pesava l'ultimo rigore? Bravo, buongiorno. Sì, ma pesavano, vabbè, chiaro, quello è l'ultimo, è quello decisivo, è quello che chiude la partita, sicuramente sì, soprattutto per uno che, se vieni dopo Milinkovic-Savic, vuol dire che non sei un rigorista, non è proprio una cosa che hai fatto tanto nella tua carriera, o se l'hai fatto, magari se l'hanno sprovati in allenamento non era un periodo di forma brillante, perché se finisci dopo il portiere, ricordiamo, non è un portiere qualunque, è un portiere che nella carriera in partite ufficiali ha tirato calci di punizione, è un portiere che con entrambi i piedi fa spavento, ed è bello che non abbia cercato di piazzarla. Io c'ho la potenza nel tiro, boom. No, si alza il pallone ma non va in curva, ha tirato un rigore pazzesco per Milinkovic-Savic. Quindi bravo, buongiorno, perché non era assolutamente facile. Solo a me ha irritato l'errore di Lucca che dà il via all'azione del gol del Cagliari, non solo a te, credo che siamo tutti qua, onestamente. Che poi l'errore decisivo che ti porta, ci sono stati altri errori decisivi da parte di altri giocatori che magari non diventano gol dell'avversario, quindi questo si sottolinea ancora di più. È anche una questione là è anche un po' il destino, si fai degli errori. Ricordo qualche sbavatura di Buongiorno dell'anno scorso che non portò poi a dei gol, te la dimentichi subito, e io me la ricordo semplicemente perché lo dissi a voce. Nel momento in cui io dico una cosa a voce è più facile che me la ricordo, ma l'azione nello specifico non me la ricordo più. Non è un periodo meraviglioso, diciamo, per Lucca. Elmas l'ha tirata, hai ragione, l'ha tirato proprio allargando il piattone, non di potenza ma di precisione sotto al set. Ci sono stati molti rigori belli, forse quello più bello è Elmas, che tra l'altro avete sentito Conte quando c'erano le sostituzioni. Conte ha proprio chiesto: Elmas ce la fai? Elif ce la fai? Ti posso tenere in campo? E abbiamo fatto, sarà sfiziosa anche l'analisi tattica, voglio vedere chi sapere, se vi interessa, ma sarà sfiziosa anche l'analisi tattica di domani, perché con tutti i cambi, tutte le pedine si potevano spostare, Spinazzola ha cambiato fascia, una continuazione, e c'erano anche altre possibilità di mettere gli stessi giocatori in campo. A un certo punto ho pensato forse ci mettiamo 4-3-3, aveva senso farlo con le caratteristiche, ma il Napoli, e questa è una cosa che vi dissi quando voi mi chiedevate: non possiamo giocare 4-3-1-2? No,
Adesso non è il momento di cambiare un altro modulo, adesso c'è bisogno di certezze, specialmente se cambi molti giocatori, e la certezza in questo momento è questo modulo che sta funzionando. I ragazzi lo fanno con convinzione e quindi si resta col 3-4-2-1 anche quando cambiamo tutte le pedine, si possono adattare. Quindi sotto questo punto di vista bene. L'Inter vince già 3-0 e vabbè, non è che uno aveva grandi dubbi, onestamente, perché col Venezia... Qualcuno diceva anche che il Venezia... Che è successo? Ah no, perché ho aggiornato l'app, scusatemi, devo capire un attimo solo. E che il Venezia, insomma, pure loro non è che abbiano messo tutti i titolari dentro, cioè sta Coppa Italia veramente non interessa a nessuno. Ma Inter Venezia, fatemi vedere, ho visto che ha segnato Diouf, che sta giocando sulla fascia. Ha giocato Dio Esposito, ha segnato anche Thuram. E vabbè, dopo c'è un inizio di Venezia con un po' di attacco momentum iniziale, poi l'Inter ha segnato e finita. Finita la giostra. 4-0. In questo momento ho letto 4. Non c'è ancora nemmeno il marcatore, ma ho letto 4-0, quindi vanno sul velluto e non ci dovevamo aspettare niente di... Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Allora, a fare una petizione per far commentare le partite del Napoli. Lo sai cosa hanno detto? Che non era detto che mettere in campo la qualità non era sinonimo di gol. Vabbè, dici tu una gufata, diciamo. Che poi è anche vero, cioè ne ho sentite di più gravi, Carangela, ne ho sentite di più. Ho sentito di telecronisti non esultare abbastanza al nostro gol ed esultare come gli ossessi ai gol degli altri. Non sentiamoci accerchiati, ma sicuramente qualcuno c'ha meno piacere di altri. Insomma, il Napoli fa bene. Non è una follia dirlo, è la verità. Quindi mettere in campo la qualità non era sinonimo di gol, non l'abbiamo fatto, quindi hanno pure ragione. Però mettere in campo la qualità significa che poi, mentre tu pensi alle sostituzioni, no? Che vuoi vincere la partita, probabilmente stai pensando anche ai rigori. L'allenatore poi c'ha un di più rispetto a noi tifosi, che è proprio quello, fanno dei ragionamenti molto più ampi. E sicuramente quando io dico... Scusami Antonio, lo so che tu sei iscritto al canale. Quando io dico in reaction non avrei tolto Olivera, avrei tolto Politano, che era una cosa legittima. È una cosa legittima, lasci Olivera, Spinazzola lo lasci a te. Ha pensato al rigore. Molto probabilmente ha pensato ai calci di rigore e ha pensato un Politano, piaccia o no, più rigori ha tirato nella sua carriera e lo tira e lo segna anche bene. Magari un Olivera c'ha meno propensione, proprio meno fiato, meno fiuto, c'ha meno fiato del gol, il fiato addosso, c'ha meno fiuto del gol e non penso che sia una cosa folle. Che ne penso del momento di Politano? Penso che è giusto che stiano giocando un po' gli altri. Neres sta in un grande momento, nonostante il rigore l'abbia tirato veramente male. Però il momentum in campo di Neres si vede, grande intesa con Højlund e soprattutto più a suo agio in questa posizione che è di sottopunta ma che gira molto intorno alla punta, con la possibilità di fare proprio la seconda punta che va anche a chiudere l'azione. Politano secondo me ce l'ha di meno, ecco perché mi spiego a specchio l'utilizzo di Ambrosino, che poteva fare tutto quel lavoro là, con Politano che a volte rimaneva più largo, così come fa Lang dalla parte opposta. Il momento di Politano non è felice, io spero che sia solamente un naturale appannamento anche fisico per uno che ha tirato la carretta per tante partite, sempre titolare, e in questo momento deve tirare un po' il fiato del gol, no? Tirare un po' il fiuto. Se tira un po' il fiato con qualche panchina e lo ritroviamo bene, bene. Se invece vediamo che entra sempre un po' così, non proprio sul pezzo, allora non è solo una questione fisica, ma può essere anche dell'altro.
A vedere il rigore di Neres mi è tornato in mente Parma-Napoli. Era lui che stava col pallone in mano pronto a tirare in attesa che Doveri confermasse il rigore che poteva decidere lo scudo. Vedi? Molto molto interessante. Occhi semichiusi, è vero, ma poi gli occhi semichiusi, il rigore è un altro, il rigore è tutta un'altra storia rispetto al calcio, perché poi Neres dai calci piazzati è bravo, quando tira i calci di punizione io mi sono fatto affrare per pazzo che ha tirato Politano quel calcio di punizione, perché Neres calcio di punizione gol di Anghissà, per esempio. Neres calcio d'angolo gol di qualcuno, cioè Neres ti tocca bene il pallone da fermo, ma il rigore è tutta un'altra storia, il rigore sta qua. Il rigore te lo devi immaginare, lo devi mettere, non devi soffrire il momento, non devi soffrire il portiere, lo puoi tirare a occhi chiusi nel senso che guardi solo la palla, puoi tirarlo sfidando il portiere guardando sempre solo il portiere, puoi temporeggiare, puoi tirarla convinto, alle volte segni anche se sei incerto, il rigore è tutta un'altra storia e sarebbe stato veramente triste dover parlare di una partita persa ai rigori che avrebbe evidenziato il calo del Napoli del secondo tempo, dove eravamo con la stessa formazione che invece mi era piaciucchiata nel primo tempo là, e si sarebbe parlato troppo turnover, Conte non vuole fare, invece la voleva fare, e mi rendo conto, mettendo quelli là dentro veramente ci tiene e ci teneva, mi ha dato questa impressione. Era solo una questione, su questo sono d'accordo, di non portare all'esasperazione tutti i titolari. Vedete, Di Lorenzo non entra, lo stesso Lobotka viene risparmiato perché non si può proprio fare. Oltre alla Juventus c'è il continuo, poi arriva la Champions, è un periodo proprio tremendo. Quando torna Meret in porta voglio Vani a centravanti. Mamma mia, c'ha due cannoni al posto del piede. Tutti e due, perché pure col sinistro. Una roba incredibile. Quando rientra Lukaku, come funziona con le liste prima di gennaio? Questa è una bella domanda. Allora, Lukaku è andato fuori lista per far entrare Højlund. Højlund è... Fatemi capire se Højlund, perché non mi ricordo mo'. Mi pare che il dubbio era su Mazzocchi, cioè di fare uscire Mazzocchi così, però potrebbe a quel punto essere un altro discorso. Højlund non mi ricordo se occupa liste, e lo tenevo scritto, però si risolverà. State guardando troppo in avanti, cioè, abbiamo ancora tutto un dicembre da fare, piano piano. Al piccione che voto diamo? 2-1, 0,99 per io, ti sei perso un fallo su Noah Lang da denuncia, non l'ha dato? Sì, a parte quello che là stavo facendo il vocale agli amici belli, ma il fallo di mano di Felici se me lo sono inventato io in reaction, chiedo scusa, ho visto una cosa per un'altra. Ma io vedo proprio che la tocca e non c'è involontarietà che tenga, perché l'involontarietà non se ne esiste. Oltretutto la palla sta andando verso la porta. Non c'è proprio discussione, il braccio sta volando, se lo tocca era da controllare al VAR e ci dovevano dare il rigore al 90esimo. Punto. Segni il rigore, non ti fai tutto lo scervellamento di tutti i rigori e rischi di uscire. Quindi quella cosa là la vorrei rivedere, onestamente. No, sei pazzo. Come fai a uscire a De Bruyne? Allora, Lukaku fuori lista Champions, Højlund 22 anni non occupa lista. Allora, se è così che mi confermi questo, non c'è problema. Ma far uscire De Bruyne sei pazzo completamente. Si crea un caso internazionale con me in testa, che fuori Conte out, Oriali out. No, io anche se lo devo vedere solamente per un mese, fai conto che torna dopo febbraio, che torna a marzo, se io lo devo vedere solamente in forma per aprile e maggio, io lo voglio De Bruyne, non scherziamo, non scherziamo, si trovasse un'altra soluzione da qualche altra parte. Spinazzola, Di Lorenzo da una parte, Gutierrez e Olivera dall'altra, e sì, abbiamo risolto. Non mi fate essere, non mi fate... No, è quello vi chiedevo. Perché se l'avete visto anche voi sono folle, non sono folle, e quindi mi fa piacere non essere un folle. Kick Agency? Sei appena diventato uno sponsor? No, quale? Non sei appena diventato uno sponsor, celebri.
Celebri, perché celebrate, celebrate, 46 mesi di membership, di friendship, alla grande, amico mio, grazie mille. E ricordo a tutti i nuovi abbonati che nel caso ricordatemi sempre di scrivermi in privato. Per esempio c'era il Napolemica che è diventato abbonato, ancora non mi ha scritto, io vi devo aggiungere al gruppo Telegram che oramai pullula, siamo tantissimi, siamo attivi 24 ore su 24 e ci sono gli sticker, voi non potete avere idea di cosa sono gli sticker che mi fanno impazzire, è la cosa che più mi diverte al mondo. Tatticamente mi sono sembrati gli stessi compiti di sempre circa. Ci si aspettava Politano più largo, invece è venuto in mezzo. È venuto molto in mezzo. Io mi sono segnato un momento in cui era più largo, però. Perché proprio in maniera naturale gli viene. Dove sta? 64. No, al 13° e 51 secondi. Se volete andarla a rivedere. Ci sono stati vari momenti in cui Politano si allarga normalmente, però ha fatto più o meno, l'abbiamo visto anche a sinistra più o meno come fa anche Neres. Ambrosino si poteva accentrare di più in maniera naturale anche perché Spina spinge di più, quindi l'ampiezza la garantisci con Spina che resta largo e tocca la linea, a differenza di Olivera che tende a sovrapporsi centralmente, e dall'altra parte Mazzocchi. Io onestamente Politano me la prendo con Politano perché Mazzocchi ha fatto spesso il movimento giusto. Io non ho nessun paraocchi. Cioè, se Mazzocchi fa una cosa, Marapazzocchi, se fa una cosa buona, è Politano che non ha premiato le sovrapposizioni di Mazzocchi. Mazzocchi ha fatto i movimenti giusti. Era arrivato pure al tiro, l'hanno strattorato. Quindi mi dispiacerà se avvenisse che poi va fuori lista lui perché poverino. Però tatticamente sì. Vergara alla Lobo, Elif alla Scott, poca fisicità, ma non male, assolutamente non male. Assolutamente non male. Il problema è proprio quello su Vergara, perché non lo puoi mettere al posto di Scott, perché lo sappiamo Scott quanto è importante poi quando deve anche abbassarsi per vincere i colpi di testa, i duelli aerei. Lobotka fa tutto un lavoro che Vergara potrebbe imparare a fare. Chiaramente dalla sua Lobo c'ha anche l'esperienza, ti fidi a dargli il pallone anche in situazioni difficili, tatticamente è bravo a fare il doppio lavoro, perché oggi c'era poco da accoppiarsi, nel senso che sì, gli accoppiamenti li abbiamo visti nel secondo tempo, quando sono entrati un po' anche quelli là più forti del Cagliari, però avresti tenuto tu di più il pallone, quindi c'era da fare la partita. Quando devi anche dare un colpo e subirne uno, è lì che devi vedere i movimenti che fa Vergara. Sì, assolutamente sì. È proprio così. Ecco qua, vedi? Vincenzo fa gli applausi a Valentina per gli sticker che fa. E un secondo Elmas può giocare a 3. Sì, ma lo leggo anche io così. Poi se 1,85 siamo un po' ciechi, perché a me non sembra così alto. Però tecnicamente molto bene, e me lo ricordo perché ne parliamo quasi ad ogni ritiro. Poi magari lui va a giocare, negli altri anni è andato a giocare, però ho sempre intravisto degli spunti tecnici proprio belli, proprio di grande livello, e oggi l'ha confermato, quindi mi dà sfizio. Dopo tutti i cambi, eravamo più un 4-2-3-1, ho visto Neres più sottopunta che ogni tanto si scambiava con Politano. Guarda, ci può stare come lettura, Luca, perché il doppio sulla fascia, Politano e Neres si andavano un pochino a sovrapporre. Io di base credo che abbia, a meno che poi non lo sentiamo dalla sua viva voce, Conte, credo che abbia confermato, che si è confermato il 4-2-3, il 3-4-2-1, cioè con Beukema, Juan Jesus, buongiorno, Politano a fare quel lavoro di Di Lorenzo, quindi il quarto che fa il quinto, ma c'era poco da fare il quinto, la volevi attaccare, quindi per questo Politano là, con Elmas e McTominay, a sinistra poi Spina, ritornato Spina, e davanti Lang e Neres come al solito a supporto di Højlund. Questo ovviamente shifta una continuazione, se Neres si accentra Politano può salire, e quindi è facile leggerlo anche in quell'altro modo, con Spina che si abbassa e diventa il terzino. Però a 4 poi sarebbe con Beukema terzino destro, non lo fa,
quindi sulla carta no, poi con i movimenti sicuramente sì, perché si allargano sempre i due braccetti e quindi finiscono anche in zona terzino. Arsenal 2, Brentford 0, che pure è una notizia che con i continui cambi di posizione abbiamo attuato il 5-5-5. Posso dire di aver visto dalle mani in faccia? Sì, assolutamente sì, amico mio, amica mia. Sì, non lo possiamo negare, anche Juan Jesus ha esagerato. Quella di Beuke, ma forse un pochino la prende, però esagerano, stanno esagerando assolutamente. Quella legittima dove ci volevano le mani in faccia era quella che ha preso Spinazzola, perché gli mette proprio dita che finiscono in bocca, nell'occhio, e là è normale mettersi le mani in faccia. Però un po' di scenatine, Beuke e JJ, sì, sì. Si dice perché è troppo importante per il bene del futuro del calcio. Non ci difendiamo i nostri, senza ipocrisia, dobbiamo denunciarli tutti finché non la smettono di farlo. Non credo che la smetteranno mai. Se cambia il regolamento e se ti metti le mani in faccia, vai fuori 5 minuti finché non scadono i 5. No, ma mi sento meglio. No, ti sei messo le mani in faccia. Controllate che sia tutto bene. Concussion è pericoloso. Fuori 5 minuti, poi dopo se è simulazione pesante che cerchi di ingannare l'arbitro, ingannare il pubblico, ingannare gli avversari, si deve intervenire con le multe, con le squalifiche, con la prova TV. Se si fa così forse cambieranno cultura, altrimenti sarà sempre più da ridere. Il calcio è sempre più da lì. Errori dal dischetto, grazie. Ci ha fatto felici che era morto in area clinicamente al 95esimo, Luvumbo che chiama un pacchero a spina e entra a bufalo sul lago, uscendo senza... Bravo, bravissima. Gol del Venezia, almeno hai capito, le certezze. Miniamo le certezze dell'Inter, ma hanno fatto un po' di cambio, stanno continuando con la storia così. È entrato Bonni, è entrato Cocchi al posto di Luis Enrique, è entrato Mkhitaryan al posto di Zielinski, quindi sta facendo prendere un po' di nuovo minutaggio a Mkhitaryan. Bonni al posto di Thuram perché Thuram è appena tornato e quindi ha fatto il suo ed esce. Quindi Bonni così, e vabbè, tanto non è nemmeno Sommer, importa anche questo discorso di, ma tutto a posto Martinez, perché sapevo che c'era una situazione. Valeria, bravo, questo stavo dicendo, ci doveva essere una situazione in ballo. Non lo so, sicuramente siamo sbagliati noi. I limiti di Lucca, più che tecnici, sono caratteriali. Quante volte è arrivato davanti alla porta, ha tirato dritto per dritto senza passare a un compagno meglio piazzato, ansia da prestazione, per me egoismo. Vale, prima di tutto grazie. Siamo pochi, no? Lasciate 400 like. Non credo che sia egoismo. Credo che siano scelte proprio sbagliate. Proprio palla, che faccio? Nel senso che sì, l'egoismo della punta, se tu vai a rivedere e lui vuole segnare, vuole dimostrare che lui merita. Ricordate l'esultanza quando segnò quell'unico gol che ha fatto in campionato? Sono forte. C'ha questa voglia di spaccare il mondo, come ce l'aveva Lang, uguale. Però Lang nelle sue giocate non si intestardisce a fare poi il soliloquio e a fare la giocata da solo che si deve scartare tu, perché sa che non... E allora là scatta quell'intelligenza di dire devo giocare con la squadra e vado bene anche io. Purtroppo quell'episodio di Lucca del rigore, dove litiga con tutti per tirare quel rigore, e tira anche un grande rigore, quindi non mancano i mezzi tecnici per tirare un calcio di rigore, eccetera.
è proprio una questione. Quando l'ho visto protestare con l'arbitro in quel modo per un fuorigioco, dove l'arbitro ha zero colpe, l'arbitro non sceglie di chiamare il fuorigioco te lo chiamano e basta. Cosa protesti con l'arbitro? Come ti viene in mente? Come ti viene in mente di protestare con l'arbitro facendolo innervosire inutilmente per un fuorigioco? È folle, è una cosa folle, devi dire che peccato, oppure dici no, sai come fanno i giocatori, dici non è vero, ero in linea, magari ha visto male il guardalì, ma ad oggi i fuorigioco poi i dubbi te li risolvono, quindi spero di essermi chiarito, perché io finché sono i nostri ce li difendiamo a spada tratta, però non vi devo raccontare frottole, voglio dire, per quanto riguarda il mio pensiero, la mia opinione, che poi può cambiare. Io voglio, l'avete visto in reaction, se non l'avete vista, io ho detto all'amico Bellino che mi ha chiesto il pronostico, ho detto gol di Lucca. Ho pensato in cornata, ma gli ho scritto gol di Lucca, assist di Elmas e impazzisco perché voglio vederlo segnare, voglio vederli tutti, voglio vedere una panchina bella, tutta contenta, pronta ad entrare a fare il suo perché sono tutti sul pezzo, sono tutti contenti di fare in panchina, pronti a subentrare così. E così si fanno le grandi stagioni e lo sapete. Quindi io voglio che segni, voglio che sia determinante, voglio che si sblocchi. Però mentalmente non è una questione di sbloccarsi perché segna e non si sblocca. L'atteggiamento con i compagni o con il pubblico e siamo entrati in una brutta spirale. Quindi speriamo che Conte, che Oriali, che i compagni possano indirizzarlo meglio, altrimenti non abbiamo fatto un grande acquisto. Si può dire. Penso che si possa dire. Luca sta dimostrando di avere dei limiti di ragionamento del tretti, limiti di tenuta del campo, nel sapere stare sull'onda del gioco, della corsa del compagno. Troppa voglia di dimostrare essere all'altezza, quando capirà che deve stare calmo. Io la vedo così. C'è stato un momento sul nostro calcio d'angolo dopo il gol, Juan Jesus cazzi a Lucca, non so perché. È perché, forse c'erano delle marcature preventive da fare, dei movimenti, dei posizionamenti che non aveva fatto, questo non lo so. So che Juan Jesus tiene in mano lo spogliatoio come vuole e quindi se lui dice una cosa tu lo ascolti. Ricordate l'episodio con Lang dove Juan Jesus lo prende e lo porta a esultare con i compagni, nessun problema più. Quindi lì è un'estensione in campo dell'allenatore, che Juan Jesus, oltretutto non dovendo giocare sempre da titolare, può essere anche più attento a certe dinamiche e a fare da collante. Quindi non so il perché neanche io. Quelle immagini che qualcuno mi diceva di Lucca a fine partita, nell'ultima partita con la Roma, non le ho viste, quindi non le ho recuperate, però è un tema che non si può ignorare. Onestamente. Lucca Comics. Inguardabile caratterialmente. Io non voglio fare una live contro Lucca, sia chiaro. Io però ricevo le vostre i vostri commenti, le vostre opinioni e se le devo contestare le contesto, però se non c'ho niente da contestare come faccio? Allora, troppi errori di posizionamento su quel bellissima progressione di Politano, se avessi accorciato sul primo palo sarebbe stato solo. Proprio il discorso della cazzimma, che la prima e unica parola che aveva imparato da dire in conferenza quando l'hanno presentato, cioè la cazzimma, impatto caratteriale, mai visto esultare, abbracciare un compagno, sono tutte riflessioni giuste, che state facendo. A Udine era più rilassato, ovviamente, la piazza che non chiede nulla alla squadra, le pressioni sono enormi, non c'è dubbio, caro Andrea, è così, nel senso che alcuni sono destinati a fare il salto nelle grandi piazze e a performare allo stesso modo o addirittura a migliorare. Leggasi un Hamsik che per esempio arriva giovanissimo dal Brescia, viene e cresce, no? E si porta Cavani, viene e cresce, no? Aumenta dal Brescia, dal Palermo la pressione, la richiesta così.
vieni e cresci e dimostri. Alcuni invece vengono e si bloccano perché non ce l'hanno dentro di loro il poter sostenere il peso di una maglia più pesante. Anche questo è un discorso corretto. Non è da Napoli. Quali sono i calciatori da Napoli? È una bella domanda, vedi? Una bella domanda, perché il discorso non è da Napoli, dipende poi da quello che chiedi al Napoli. Se il Napoli è una squadra che vuole puntare allo scudetto tutti gli anni, che è una bella frase da dire, non me l'aspettavo di poterla dire una cosa del genere. Noi dobbiamo stare lì per lottare, vabbè. Però ce lo vedi, se Luke fa il suo percorso che doveva fare dietro Lukaku, senza crescere con molta calma, adesso dovresti crescere con molta calma anche dietro Højlund. Il problema è stato quello, secondo me, perché Luca dice ok, accetto di essere il vice Lukaku, so che magari Lukaku ha un altro anno a grandi livelli, mi ritaglio il mio spazio quando ce l'avrò e poi dall'anno prossimo posso reclamare più minuti. Secondo me quando Lukaku si fa male e arriva Højlund è come se fosse scattato qualcosa e Luca è andato in tilt completamente. Dice, se non c'è Lukaku e non gioco io, adesso vengo scavalcato anche da Højlund. Quando torna Lukaku, se la giocano tutti e due, Conte ha molto apprezzato anche Ambrosino, lo spazio per me sarà pochissimo e quindi in quel pochissimo spazio, se anche ci fosse un retropensiero di volere magari mettersi sul mercato e cercare un'altra squadra, ovviamente tu provi a spaccare tutto e quando ti incaponisci e provi a spaccare 5-1 Bonni. Non è un caso, perché segna Bonni e tu pensi ma noi non potevamo prendere Bonni. E capì? Perché se mi fate il discorso poi anche delle liste, non lo so, perché non lo so a livello di contratto se si può fare. Capite? La questione che secondo me è sintetizzata nell'atteggiamento dopo il gol di stasera. Poteva esultare, polemizzare, zittire, fare qualcosa. Invece ci vuole un Beukema che è vero, Beukema è un giocatore che invece è molto positivo. Vedi, Beukema è lo stesso che poteva subire dopo il pagliatone preso in coppa con Beukema protagonista in negativo, come tutti gli altri però poteva subire il contraccolpo e poi quando veniva chiamato in causa di nuovo ancora essere moggio e invece si vede proprio, si è visto dal primo minuto, dalle prime parole in conferenza, che è una persona positiva, sorridente, contentissima di essere venuto, avere anche un feeling con i compagni, proprio con la vita, con il calcio bello perché la vita è così. Va bene, cerchiamo di uscire da questo discorso di Lucca. Zirkzee è fortissimo, ma mi pare che ci sta sopra la Roma, poi vediamo se si farà. Le possibilità Lucca di mostrarsi e farti apprezzare le hai avute, non è un caso che molti in chat sono perplessi. No, non è un caso, ma sono il primo, amico mio. Sono il primo, Squadra che però fa sempre fatica a creare occasioni da gol pulite quando gli avversari si chiudono. Paradossalmente sono più fiducioso nelle partite con le big. È un discorso interessante questo. Abbiamo creato nel primo tempo. È difficile prendere questa partita come esempio perché secondo me lo stesso Cagliari aveva meno foga di un Cagliari in campionato che ci ha messo molto in difficoltà e siamo riusciti a sbloccarla solamente nel finale. Capirete che dove sta la Serie A? Dove sta la Coppa Italia? Capirete che è lo stesso Cagliari che ti fa giocare dietro, non ti viene ad aggredire a fortissimo sui difensori, ti aggredisce solo quando superi la metà campo. Il che lascia un pochino tutti un pochino più rilassati, il ritmo si abbassa, non c'è quella foga Napoli-Roma, non c'è quella foga Roma-Napoli o Napoli-Atalanta, non c'è quella foga lì, quindi è difficile prendere questa partita come esempio. Secondo me, prendiamo una prossima partita, non sarà con la Juve, ma una prossima partita con una piccola che si chiude per capire se questo modulo va pure bene o se serve qualcosa in più o se servono degli uomini più offensivi anche all'interno di questo modulo per
perché è un discorso interessante quello che fai. Con le big tu vai in contrapposizione, prendi uno schiaffo, vinci un duello, ne dai un altro e quindi si va a giocarsela pallone su pallone. Contro le piccole invece non si vengono a scoprire, quindi un gol come quello che hai fatto alla Roma è difficile che lo fai al Cagliari. Però vediamo, questa qua non fa testo per me, perché troppe seconde linee tutti insieme e atteggiamento che, come poi è successo nel secondo tempo, si ammorbidisce, quindi secondo me non fa testo per parlare di questa cosa qua. Allora, siamo abituati ad attaccanti anni 90 un po' vintage, un potenziale Peter Crouch, purissimo, facevi tu, sì sì, e più che Peter Crouch mi ricorda Ian Rush, ve lo ricorderete, che credo fosse gallese, che giocava alla Juventus. Vergara per me ha potenzialità enormi e il Liverpool va sotto col Sunderland. Ma non è che voi pensate che Francesco fa la telecronaca della Premier League senza motivo. Stiamo facendo un'analisi di questa storia del Liverpool quest'anno per alcuni paralleli che si possono fare per come poi il Liverpool è entrato in questa stagione con delle spese enormi, spese che non sempre corrispondono al migliorare le prestazioni, non sempre è detto che quanto hai speso per un calciatore te li vale sul campo. A me Wirtz fa impazzire, un giocatore fortissimo, giovanissimo, grande dribbling, così 100 e passa milioni Wirtz, forse anche troppo, forse quelli sono le cose, te lo puoi permettere, non vanno a fallire, ma forse rovina un pochino qualche equilibrio. Si possono fare varie ipotesi. Non stiamo. Bravo, fai bene, me l'ha ricordato anche un altro amico Bellino l'altra volta. Anche questa cosa qui può aver influito su uno spogliatoio. Però, ecco, le difficoltà si stanno vedendo e sta perdendo pure questa. Esatto. Non andava fischiato, su questo sono d'accordo, nel senso che poi io non credo, le volte che sono andato allo stadio credo di non aver mai fischiato nessuno. Se poi qualcuno trova dei footage vintage dove si vede io che fischio, io credo di non aver mai fischiato nessuno perché non è nella mia indole. Posso urlare però, perché la reaction è uguale a quello che vedete nel mio studietto e quello che sarei, che sono stato e che potrei essere allo stadio. Quindi, se vedo una cosa che non mi piace, posso inveire, ma il fischiare un tuo calciatore è qualcosa di inherently sbagliato, nel senso che è contro te stesso, perché comunque è un tuo calciatore che in qualche modo si deve riprendere con te. È bene fischiare quando l'hai venduto, che non ti riguarda più. Adesso è come deprezzarlo, è come cercare di scavargli ancora di più la fossa. Si crea un rapporto, poi lui entra in campo, non esulterà nemmeno la prossima volta, sarà polemico. Quindi lo capisco, lo posso capire che il tifoso è ingestibile e ha delle reazioni anche scomposte. Fischiare la squadra quando sai, in grandissima crisi è l'unico modo che ha il tifoso per esprimere il proprio disappunto. Però poi accanirsi su un singolo potrebbe essere anche controproducente. Non mi fa impazzire. Quindi sono d'accordo con Gianni. Se Vince andava all'Arsenal potevano fare... Support from Kofi supporter. Support for Coffee supporter. Fammi vedere che devo ringraziare, perché non ho capito perché non esce la scritta. Dovrebbe uscire una scritta. Fatemi capire e fatemi ringraziare, perché questo è ancora experimental. Vedi, Coffee supporter senza nome. Quindi voglio semplicemente ringraziare. Bless, amico mio. Ed esce scritto Coffee supporter, quindi non so nemmeno il tuo nome. Posso semplicemente dirti bless, thanks.
I appreciate you and everybody. For coffee supporter. Esatto, grazie infinite. Li vedi bene insieme Luca, Insigne e Mertens, spogliatoio spaccato in 3 decimi di secondo. Hai messo Mertens e Insigne in mezzo, vabbè, non mi fa impazzire. Però lo capisco, quelle con gli strascichi dell'ammutinamento se lo porta dietro un pochino tutto quel gruppo là, Io ricordo che il fattaccio poi avvenne con Allan specialmente, però gli altri erano presenti, in qualche modo si devono prendere un po' le responsabilità. Fischi nonostante il gol. Non solo fa capire questo, Midori, fa capire anche che il tifoso del Napoli è esigente, cioè io, senza fare paragoni con le altre tifoserie, che è antipatico, però ci sono delle tifoserie dove vai sui social, si lamentano, poi vinci una partita nel tuo stadio, senza fare nomi ovviamente. State contestando oppure basta che poi si vince anche magari a mazzo e tutto va bene tutto? Il tifoso del Napoli non è così. Il tifoso del Napoli si può vincere la partita e sono capaci di contestarti lo stesso. Puoi fare il gol che poi alla fine risulta decisivo perché comunque l'hai chiusa sul pareggio e è rimasto decisivo e non basta. Quindi sotto questo punto di vista è anche bello, se vogliamo, essere una tifoseria fondamentalmente non risultatriste, perché non ci basta vincere oppure il risultato oppure il gol per stabilire vabbè è forte oppure bravo che hai segnato. No, vogliamo di più, vogliamo l'atteggiamento, vogliamo il rapporto con i compagni, vogliamo vedere rincorrere tutti i palloni in un certo modo, vogliamo vedere giocare bene a pallone. Non c'è niente da fare. Poi alcune cose del calcio sono sfumature che non sempre si colgono. E se gente che ci racconta il calcio se ci racconta il calcio in un certo modo e non tutti sono tenuti poi a guardarsi le posizioni medie, a vedere chi ha fatto il pressing alto, il calcio posizionale, il calcio relazionale, non tutti sono tenuti. Tu magari non ti piace la cosa, ti guardi una trasmissione, senti una cosa, ti vengono a dire che il Napoli gioca di rimessa e contropiede e ci credi. E non è colpa tua se poi ci credi. E purtroppo lì poi scatta un atteggiamento e dire il Napoli gioca difesa e contropiede, schifo, io voglio giocare bene, non mi interessa vincere, perché ho sentito anche questo, non mi interessa vincere, mi divertivo di più con Sarri, perché Sarri si era portato tutti i discorsi della Sarri Ball, eccetera, eccetera. Ma anche là si facevano i passaggi all'indietro per liberare gli spazi. È un po' così. Hai i like? Ma siamo andati... Mamma mia, i vocali. Io sono andato liscio perché sembra una live che così. Ascoltiamo un po' di vocali che ho finito la... Ragazzi, buonasera. Abbiamo sfatato un mito. Forse più di uno. Il primo è che possiamo andare oltre gli ottavi di finale, questo vabbè. Il secondo è che Conte vuole vincere delle coppe, che è una cosa molto strana. Vero? Il terzo è che Milinkovic-Savic ha paura di tuffarsi a sinistra. Non capisco il perché. E il quarto è che se Caprile provava a toccare il rigore di Milinkovic-Savic, probabilmente finiva all'ospedale. Comunque, dai, è andata. È andata, bella partita, complimenti anche al Cagliari che comunque è riuscito a tenere duro, è stata una bella partita. Ora testa alle zebre, forza Napoli. Aspetta, le zebre, fammi, perché non lo so se è uscito qualcosa. Ecco qua. Nico Agno, grazie mille. Come uno di famiglia, apprezzo tanto, amico mio. Apprezzo tantissimo, voi siete la mia famiglia allargata, senza dubbio. E ringrazio anche Vincenzo Nicolella. Grazie infinite, voglio. Grazie infinite per il vostro supporto. Siete speciali per me. C'è un di più? Un altro puntino, scusa Valerio. Mi ha dato parecchio dispiacere sentire i fischi quando è uscito Luca dal campo. Mi ha dato parecchio dispiacere. Bisognerebbe
Accogliano un pochettino di più sto ragazzo. Comunque, chiedete scusa a Luca. Chiedete scusa perché Pino è sempre quello, chiedete scusa a Cody, chiedete scusa e chiedete scusa a Luke. Sì, il fatto che abbia preso i vocali così tardi, schippo le risposte perché praticamente vi ho risposto prima dei vocali in molti di questi argomenti. Quindi Partita vinta al andiamo. nono rigore sta per sembrare Juve Milan, parlando di 90 minuti. Che hai detto? Partita vinta al nono rigore sta per sembrare Juve Milan, Al nono parlando di rigore. 90 minuti. Sono leggermente d'accordo con te su Luca, nel senso che c'erano quelle 2 occasioni in cui poteva anche passarla, invece magari va al tiro. Non so se magari te l'hai ripresa con lui per questo, però almeno è quello che ho visto io. Vergara secondo me migliore in campo lo vorrei vedere titolare in una partita di Serie A, che magari non sia un big match, una partita importantissima. E poi Vania Milinkovic-Savic che batte un gran bel rigore, la balistica di tiro ce l'ha, potrebbe essere lui il rigorista, provocazione. È provocazione, guarda, io ho semplicemente paurissima che tu poi, se gli fai tirare un calcio di punizione, gli fai tirare un rigore, non finisce fuori, non segna, te la ribattono in qualche modo e stai senza portiere e là mi sento male. Quindi ci sono altri che possono tirare rigori. A me Vania fa impazzire, avere un portiere rigorista fa impazzire perché è una storia comunque rara nel calcio, non ce ne sono molti, quindi mi piace tantissimo, ma non credo che avverrà perché poi devi mettere sulla bilancia favori e rischi, e il rischio secondo me è troppo alto. Vergara sì, pure io e ci siamo. Ah, e poi comunque siamo ai quarti di finale di Coppa Italia che non raggiungevamo dalla stagione 2021. Signori, la stagione, non c'è solo il campionato. Bravo. Buonasera amici, allora, prima cosa che fatica, seconda cosa molto bene perché almeno dopo 4-5 anni riusciamo a superare questi benedetti ottavi e per il resto, non lo so, mi sembra sempre lo stesso problema, cioè paradossalmente riesci a gestire meglio la partita con la formazione strana, tra virgolette, che parte dall'inizio e i problemi iniziano quando entrano i titolari. Non so, mi sembra la solita mossa paracula del mettere tutti a un certo punto perché abbiamo finito con Spinazzola e Politano esterni, Lang, Neres, Højlund e McTominay tutti in avanti e niente, cioè riesci a farti recuperare perché sul rimpallo, però si era già visto che qualcosa stava cominciando, diciamo, a scricchiolare. Però prendiamoci almeno le cose buone del primo tempo perché a me onestamente non mi è dispiaciuto il primo tempo, soprattutto Vergara molto bene, non solo nell'assist per Luca. E Luca ormai è un tema, vale, cioè veramente non ha fatto una cosa giusta tranne il movimento e il colpo di testa sul gol. E infatti, diciamo, il gol che arriva del Cagliari arriva da un'azione in cui si è intestardito lui, che ha voluto tirare per forza. Poi McTominay ci mette il suo perché il rimpallo arriva da un intervento suo, però, insomma, non benissimo, Non ti posso dare torto. Ma poi scusate, ma che lavatrice ha tirato Milinkovic-Savic? Ma che paura. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. 1 minuto e 42, sblumbo! Esperienza unica, inaudita, ho sudato freddo, sto sudando ancora freddo. Propongo di far battere i rigori in partita Milinkovic perché ha sfondato la porta, un piede micidiale. Detto questo, piccolo appunto, onore a Cagliari, perché onore a Cagliari, però non è possibile che puntualmente gli ottavi di Coppa Italia contro le squadre, tra virgolette, minori, buttino il sangue oltre in mezzo al plato di gioco, poi guarda il risultato, Atalanta-Genoa 4-0, Juventus-Udinese 2-0, non ci hanno minimamente provato entrambe nei rispettivi campi in trasferta. Detto questo, voglio prendere quest'ultima parte di vocale per fare i complimenti a Vergara, perché è un ragazzo che merita, l'ho detto tantissime volte sul gruppo degli abbonati, anche a partire da quest'estate, che secondo me avrebbe avuto uno spazio adeguato e meritato, perché per me in Italia siamo troppo indietro. Un ragazzo con queste qualità tecniche, anche fisiche, perché è bello imponente lì in mezzo al campo, non può non avere almeno 50 presenze in Serie A. Per me in Aspetta, perché impone? Ma veramente 1,85? Ha già capito sta storia? Spagna, come detto più volte a più riprese, avrebbe se non 50 anche 100 presenze in Liga Spagnola. Punto. A 22 anni, 100 presenze in Liga se le sarebbe portate a casa. Detto questo, finalmente ci godiamo questi quarti di finale, possiamo quindi sperare e aspettare di affrontare la più abbordabile tra Fiorentina e Como, probabilmente la prima. Forza Napoli sempre, ora Ma come sei? Sei fit? la testa domenica, ci giochiamo una bella fetta di campionato. No, voglio, non ci credo, non ci posso credere che Vergara è così alto. 1,82 porta Transfer Market. 1,80. Beh. Comunque sì, per dirti, un Vitigna, ecco per esempio, Vitigna, Neves, cioè quel centrocampo del Paris Saint-Germain che se vuoi puoi andare a vedere, qualcuno dice solo Fabian Ruiz è quello un pochino più alto dei tre e alle volte possono soffrire eccetera eccetera, però quando sei di un altro livello è come... Io vi dico Foden, no? Foden è piccolino così, ma come calcia Foden? Che gol ha fatto Foden? Non c'era il modo di coordinarsi in quel modo dopo aver controllato il pallone, sto parlando di Fulham Manchester City finita 4-5. Come calcia Foden? Che tecnica ha Foden? Allora se tu riesci ad essere più bravo di tutti tecnicamente, allora trovi anche lo spazio, però... È vero che in Italia c'è sempre un pochino più di
di paura a far non lo voglio bruciare, c'è sempre quel discorso non lo voglio bruciare. Se mi dite pure che Vergara non è così piccolino come sembra dalla TV, perché dalla TV mi sembra tra i più piccolini, 1,82 non è male, voglio dire, vuol dire che è più alto di un Politano, che dovrebbe essere 1,75, una cosa del genere. Quindi più minuti, si possono chiedere più minuti per Vergara sicuramente, bene così, forse anche il modo in cui lui si muove, che si curva quando va nello scatto, è molto, mi sembra abbastanza agile, se anche così. Poi quando io scrivo altezza Vergara mi è uscito Sofia Vergara, ma questo è un altro paio di maniche, è proprio un altro paio di maniche. Giovanni, mi fa piacere la tua testimonianza dallo stadio. Alla sostituzione ho applaudito Lucca, ma ero uno dei pochi. Diciamo, dà l'impressione di non fregarsene più di tanto. Non lo so se non se ne frega, cioè sarebbe bene glaciale, no? Dice no, io, applausi, fischi, non mi interessa niente, io faccio il mio percorso. Io credo che invece stia soffrendo la cosa e quindi la reazione che vediamo è di uno che è in polemica con l'ambiente. Non mi sembra il Ciolito, sicuramente non mi sembra il Ciolito. Questo non c'è dubbio. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. È stata una faticaccia, una cosa incredibile. Quando siamo arrivati ai rigori ho avuto le vibes di Napoli-Cremonese, ma è andata bene. Firmiamo una petizione per far tirare a Bagna anche le punizioni, perché onestamente secondo me qualche gol lo fa. E detto questo, impressionato da Vergara, che ha fatto un'ottima partita. Spero che Antonio lo utilizzi un pochino di più, visto anche il momento abbastanza particolare a centrocampo. Luca, oltre il Un gol altro sticker. malino, si vede che soffre il non giocare, anche perché molte volte provava a fare delle cose proprio dettate dalla foga del momento, del voler segnare. E poi devo essere sincero, Politano male proprio fuori fuoco. Non è È piaciuto. vero che in attacco non è che siamo stati così spumeggianti, però male. No, sono d'accordo. Anche, secondo me ci ha messo del suo nel primo tempo, poi pure si è perso un pochino, gli manca proprio quella. Ma guarda chi c'è! Non me l'aspettavo, mi sposto per far intervenire il nostro Guido Gentile. Non ti sento, ma c'è il microfono disattivato. Forse puoi cliccare. No, fai un ritrovo. Fai un ritrovo e magari si sblocca il microfono. Sta freschissimo, infatti sì. Savic come rigorista sarebbe clamoroso. Andiamo a Massi. Ciao Ale, buonasera anche al popolo bellino. Stavolta faccio un vocale un po' più a mente fredda perché ho guardato anche un po' di post partita, un po' di discussioni online. Poco da dire, chi doveva dare risposte secondo me le ha date. Non mi sono dispiaciuti quasi nessuno dei non titolari. Avrei voluto vedere Marianucci, ma va bene lo stesso. Lucca ha dimostrato di avere comunque i limiti che Marianucci era squalificato, però. conosciamo, ma di poter fare quello che può fare, nel senso che se viene messo in condizione può risultare un'arma, diciamo, anche efficace. Leggo un po' in giro un po' di soprattutto durante i rigori leggevo un po' di critiche sulla gestione dei cambi di Conte, che secondo me a sto giro è stata perfetta. Conte ha fatto un capolavoro di gestione tra il mettere una formazione che vuole vincerti subito la gara, ma anche una formazione che può essere però performante poi ai rigori, e infatti c'è andata bene per fortuna. Ha sbagliato soltanto Neres. Sono veramente contento, spero che Conte vada avanti perché veramente penso sia una coppa che lui può vincere ad occhi chiusi se solo volesse. E perché no? Perché no? Guido, ancora sì, probabilmente se puoi cliccare, devi trovare un modo per cliccare. Ok. Sul microfono, perché c'è il microfono con la seghettina che è disattivato. Quindi sì, ha ciccato, immagino, il pallone. Vedi, Massi, tu ci sei arrivato più o meno 2 ore fa, che hai mandato questo vocale 2 ore fa, che nella scelta dei cambi c'è anche, io ci sono arrivato mentre ne ci parlavo con voi, che c'è anche il pensare poi dopo a chi saranno i rigoristi. Noi non ci ragioniamo, ma è così. Io lo vedo, ma non c'è il coso per cliccare sul microfono. Perché io clicco qua per dire
una richiesta di smutarsi è stata mandata a Guido Gentile. Ci deve essere un modo per attivare il microfono del cellulare e adesso c'è. Tutto No? arriva, Sì. tutto arriva, ti sta aspettando. A tutto c'è rimedio. Guido, ma quanto è alto Vergara? Io ho il dubbio, non ho capito. Mi dicono 1,82, a me sembra più piccolino. Ma è più alto di quello che sembra dalla TV, può essere. Non ho controllato, forse anche perché è magrolino. Quindi c'ha meno i famosi chili, oltre che ai centimetri dell'altezza. Sì, quando sei più magro sembri meno alto, paradossalmente, a volte. A volte. A volte, ma sia poi che sai, mai ragionare per assoluti. Allora, come va? Bene, di passaggio. Solo per un saluto, non voglio disturbare, anche perché si lavora domani. Ok. Voi come il clima, Valerio? Sereno? La gente è soddisfatta? Il clima com'è? Vabbè, io credo, mi sento di buttarla là così, non è che la Coppa Italia sia importantissima per tutto l'ambiente Napoli, ma si fa un gran parlare, nonostante il gol della prestazione di Lucca, ci sono un po' di dubbi sul ragazzo, mentre c'è grande soddisfazione per la prestazione di Vergara. Questo in soldoni, visto che l'abbiamo vinta poi alla fine ai rigori. Secondo me, a volte è sempre solo secondo me, quindi non vale niente, si commettono grandi errori di presunzione. Il nostro obiettivo, a parte essere realmente liberale, ascoltare il parere di tutti, eccetera, eccetera, io dico, dobbiamo mettere intanto l'italiano al centro del discorso, e questo significa tante cose, non solo parlare un italiano almeno minimamente corretto, ma incominciare a eliminare tutte quelle frasi fatte che poi piacciono tanto a una serie di tifosi, ma in realtà dimostrano grande inconsistenza. Voce del verbo, è vero che in questi anni, anche per la società, determinate competizioni, pensiamo alla Coppa UEFA, adesso Europa League, non sono state snobbate, erano un disturbo, letteralmente, no? Veramente si faceva tutto un calcolo che ci rimetteva economicamente. E tra l'altro fomentando una serie di tifosi che l'hanno sempre considerata come una spocchia, secondo me, assurda. Noi siamo il Napoli, ogni competizione va onorata, e tra l'altro l'Europa League è una competizione serissima, per vincere un trofeo europeo è difficile, non è da tutti, prima cosa, e noi ci siamo permessi. La Coppa Italia, Bate, Istituto Luce in testa, una coppetta, non mi piace questa formula. Ricordo a tutti che la formula non l'ha scelta De Laurentiis e Napoli, è una formula che è stata scelta, pure secondo me è una formula meno nobile rispetto a quella. Tra l'altro il Napoli vinse tutte le partite quando vinse lo scudetto, anche la doppia finale, perché era una doppia finale, andata e ritorno, 3-0 in casa e 1-0 sull'Atalanta. Però diciamo, ricordiamo che la regola non l'ha fatta il Napoli per una sua convenienza, quindi questa è la regola, perché a questo punto non cercare di provare, no? Quando uno vince, visto che al massimo si parte dagli ottavi, può disputare 5 partite. E la contraddizione sempre per questo italiano che non significa niente, però nelle stesse trasmissioni ci sentiamo, il Napoli sarà 60 partite, a parte che se ti contavi, tranne Benitez non ne abbiamo mai fatti 59, ma noi a stento 51, 48, 49, 51, 50, quindi 60 non è stato un miraggio, no? Però da un lato si dice che in queste stagioni faranno 70 partite e poi dobbiamo uscire le coppe. Ma venendo a noi, secondo me questa è una partita molto diversa dall'anno scorso, dove, vabbè, a prescindere che a me piace vedere il Napoli vincere, non perché è l'unica cosa che conta. Capisco che l'anno scorso fu un sacrificio, forse calcolato, probabilmente Conte parlò anche ai ragazzi, insomma ci furono delle valutazioni diverse. Questa volta, diciamo, innanzitutto la formazione non sarebbe stato uno scandalo rispetto all'anno scorso, non è incoerenza da parte mia cambiarne potenzialmente 11, ma siamo in emergenza, quindi era Siamo proprio contati, impossibile, ma a parte che c'hai, speriamo, almeno 10 partite di Champions, 8 per almeno un turno, no? Quello dei playoff, e almeno 2, diciamo, no, massimo 2 di Europa League, è già una stagione che parte in modo diverso rispetto all'anno scorso. No, in questo caso secondo me è proprio diversa l'impostazione, perché è estremamente importante e utile in queste occasioni, come far giocare di più dei ragazzi. È ovvio che tu dici, io sono titolare con la Juve, ho giocato titolare col Cagliari
e uno può dire Serie A, Serie B, Serie C, eccetera. Ma secondo me è un'impostazione molto diversa. È importante proprio perché noi avremo 3 centrocampisti fondamentali, tra l'altro 2 sono titolarissimi, infortunati di lungo corso e per molto tempo, quindi dicembre, gennaio e febbraio, e anche marzo De Bruyne. E faccio notare alle amiche Bellini, amici Bellini, che oltre che questo è il momento cruciale della stagione, oltre che il momento cruciale perché le ultime partite possono essere un dentro fuori e anche un dentro un po' più nobile nei playoff di Champions League, e un dentro o vittoria per quanto riguarda l'Europa League. Nelle prime 7 giornate del girone di ritorno il Napoli ha 5 quasi sconti diretti, con Juve, Inter, addirittura la Fiorentina la considero negli altri 13, diciamo come squadre degli altri 13 sono Sassuolo e Genova, andate a vedere il calendario. Quindi le prime 7 giornate del girone di ritorno tu hai tanti sconti diretti e li affronterai senza De Bruyne, Anghissà, quindi tutte le occasioni. Oggi era importante avere 90 minuti nelle gambe di questi giocatori, come sarà importante a volte averne 10-15, non è l'esordio. Sono occasioni importantissime, al di là, secondo me, è diverso dall'anno scorso. L'anno scorso mi serviva concentrarmi sul campionato. Adesso è vero che il campionato è fondamentale, ma ogni occasione è buona, visto che io sarò corto per un periodo molto lungo di tempo, quasi uno stimolo, che i ragazzi che giocano poco incomincino a ottimizzare. E oggi non è andato tutto bene, tra l'altro il gol è un rimpallo sfortunato dal giocatore simbolo dello scudetto dell'anno scorso, McTominay, quindi le cose possono capitare storte anche ai grandi, ma la freddezza con cui hanno battuto i rigori tutti, anche i giocatori del Cagliari, è una palestra buona. Quindi amici Bellini, faccio una sorta di introduzione editoriale pallosissimo. Non puoi pretendere che una squadra amalgamata con giocatori che non giocano sempre, non hanno 90 minuti di gambe, è una formazione realmente neanche sperimentale, più dello sperimentale, abbia una costanza di rendimento spettacolare per 90 minuti. Lucca non è buono, ci abbiamo anche un po' del tempo. Secondo me questa è un'ottima palestra. Vedevo Conte molto agitato, che è bene, quindi significa che sì, significa che l'uscita non sarebbe stata indolore, cioè voleva passare, perché secondo me è importante, non è un disturbo, ogni occasione sarà importante perché diventa uno step di miglioramento di questi giocatori. Se la gente si lamenta di Lucca, e allora a maggior ragione dobbiamo sperare di andare avanti in più competizioni, perché saranno tutte partite molto più importanti degli allenamenti, che diventano un'occasione per vedere effettivamente di che pasta sei. Quindi io più del risultato, che chiaramente una qualificazione in turno intanto ti mantiene dentro una competizione, piuttosto dice beh, questa già l'abbiamo eliminata, non la possiamo vincere, ma in ottica stagione, e visto che in campionato, pur con tutte le difficoltà, pur non avendo sbagliato un po' troppe partite, vedi quella col Torino, secondo me, ma comunque non stai in una situazione disastrosa, devi recuperare 8 punti dalla vetta, quindi se noi sì, non stiamo facendo benissimo, abbiamo tante cose da migliorare, abbiamo anche degli infortuni e lo stesso non siamo crollati. E aggiungo, ragazzi, l'aspetto psicologico, io dissi a inizio stagione, in estate, ho detto isolarsi. Conte non ha mai vinto la Coppa Italia, cioè, se noi abbiamo l'Istituto Luce, il VAD, eccetera, però c'è tutto il resto del mondo che naviga in un'altra direzione, no? Quindi immaginate la pressione che avrebbero buttato addosso a Conte, uno sconfitto, non vince mai la Coppa Italia. Quindi io vedo elementi positivi. Prestazione acerba, ma non poteva essere diversamente, ma i miglioramenti del singolo di squadra passano attraverso le partite e non attraverso i proclami. Noi siamo il Napoli, eccetera. Però la gente vede un risultato che non arriva, che così deve piovere dal cielo, senza non godersi il percorso, senza avere manco l'idea che esista un percorso nello sport. Questa è la mia idea. Guido, vincere ai rigori ci toglie energie mentali o comunque la vittoria motiverà i ragazzi ancora di più? No, è già accantonata. Perdere, allora tu dici non sei riuscito a battere. Vincere ai rigori non è un... Caprio si ricorda che l'Italia ha vinto, l'Italia ha vinto il quarto mondiale, ha vinto gli europei, tra l'altro solo battendo il Belgio, perché poi le abbiamo pareggiate tutte, abbiamo fatto 2 partite vinte ai rigori. È vero, paradossalmente quel gol di Insigne resta più... che il gol di Insigne con l'Italia contro il Belgio resta più simbolico di tante altre partite. Sì, quindi i ragazzi saranno contenti della prestazione, Conte sarà contento
della prestazione. Comunque considerate che è un'emozione, è vero che si è giovani in Italia ormai all'infinito a 50 anni, quindi ci può essere, immagino, una polemica, 23 anni non sono giovani, questi nel Barcellona 17, sta sempre quel fatto della narrazione molto tossica nel calcio. Conte ha dato, sia per necessità, sia per obbligo, sia per tutto, per scelta, questa possibilità ai ragazzi. Tra l'altro alcune cose, per esempio Spinazzola sbaglia quello stop a inseguire, no? E se lì la stoppa bene la piazza in porta, no? Però io dispiaciuto, preoccupato, anche un po' arrabbiato da una partita col Torino, col Bologna, perché nello sport la sconfitta è uno degli elementi, non esiste la vittoria e basta, per tante ragioni che ci siamo già detti, ma oggi è ovvio che uno dice non ha funzionato tutto, però io lo vedo come una cosa del tutto normale, se uno ha basticato come osservatore, come studioso, come sportivo, come appassionato nello sport, di qualunque tipo di sport, ma noi stiamo ormai subendo una relazione da troppi anni che veramente lì si tossica, non è solo una relazione tra uomini e donne. Quindi io lo vedo come una tappa di un percorso. La squadra ne uscirà, secondo me, cementata ancora di più dopo questa prestazione. Dovranno fare un'altra partita, vedremo chi giocherà. Ma diciamo, chiamiamole riserve, le seconde linee, intanto non hanno fatto uscire il Napoli dalla competizione, quindi le cosiddette prime linee hanno detto, vabbè, vedi, noi comunque per colpa vostra non ci siamo conosciuti. Quindi bene, ripeto, non perché perfetto, Napoli perfetto, perché è sport, ragazzi. E poi ho visto che ci tenevano, cioè gli ultimi minuti, il Napoli non è che ha fatto melina, ha provato a vincere la partita, c'è anche un avversario, e i rigori, dopo che ha sbagliato il quinto, invertendo l'inerzia, no? Proprio emotiva, e il Napoli, loro non ne sbagliavano, e hanno tirato dei rigori anche molto belli da un punto di vista calcistico, quindi facciamo i complimenti, cioè non i rigorini, no? Per dire, proprio piazzati all'angolino. Sposi ha tirato un rigore fortissimo, all'incrocio dei pali alto, rischiosissimo, coefficiente di difficoltà pazzesco, no? E tu hai visto che Elmas che sa fare, anche se era uno all'oltranza, non l'ha sbagliato. Juan Jesus non ha sbagliato, anche qui prima di loro non l'ha sbagliato Neres, non che stiamo colpevolizzando Neres. La squadra ha avuto anche l'energia nervosa di arrivare al 10° rigore, no? Di vedere anche che Savic probabilmente il portiere si scansa perché quello tira con una Mamma mia. Cioè, io vedo elementi che fanno parte dello sport. È una squadra in costruzione anche in Coppa Italia che oggi non è riuscita a portarla subito a casa perché esistono anche gli avversari, perché non è facile cambiare una formazione totalmente nuova. Va bene così. Cioè, un paio di motivi che sennò poi ripeterei come un artello sclerotico sempre le stesse cose. Ammiro ed invidio l'ottimismo di Guido su Lucca. No, è prudenza, vedete, non è né ottimismo né bocciarlo. Mi sembra molto in ritardo come qualità rispetto ad altri giocatori potenzialmente da Napoli, e questo l'ho sempre detto. Però io non posso avere la sfera di cristallo che sarà sempre questo, non perché sono colpito da quel buonismo veltoniano che è in tarda età ormai senile la mia. Ho detto no, è semplicemente che gli elenchi e Salvini scansa, ci sarebbero infiniti di giocatori del Napoli bocciati, poi sono diventati dei beniamini e sono addirittura dei pilastri. Tito, per andare molto indietro nel tempo, per dire, uno che poi diventò un pilastro del centrocampo, se lo prese pure la Juve, che fu Pazienza. No, era un Napoli, diciamo, più in 32esimo, per citare chi parla bene italiano, no? Per non citare sempre gli stessi grandi che abbiamo amato in questi anni. Però Pazienza, vedi un po', a me non sa giocare a pallone, i piedi, poi diventa un giocatore che dava un ordine, al centrocampo, anche una capacità di difesa. Oggi rompe le linee di passaggio. E ripeto, l'elenco, io ne cito solo uno, perché manco 5-6, è notevole, perché chiaramente nell'ultimo Napoli il più facile era Rachmani, no? Oggi rinuncia a Rachmani, è un giocatore che è diventato fondamentale per intelligenza tattica, per pulizia di interventi, per carisma, per come tiene la linea di difesa, per tante notazioni tecnico-tattiche, no, di Rachmani. Qualche volta, molto raramente, però un paio di golletti li ha fatti, e non era buono,
quando fece l'errore, gol clamoroso, tra chi bloccò Gattuso out, e chi bloccò Rachmani, erano bocciate tutte e due. Quindi volete dire che è scarso, ma diciamo pure che è scarso per accontentare quelli che vogliono il sangue, manco fosse un film horror. Mi potete dare la certezza assoluta che da qui a 2 stagioni sarà sempre scarso? È un po' presuntuoso, no? Per dire, oppure io dico che in questo momento è più grezzo, nettamente, nonostante è stato dipinto dal Vate più forte degli altri, cioè, invece lo vedo che, tra l'altro Conte ha detto deve lavorare duro, quindi lo sta pungolando. Sì. In effetti, parlando di Rachmani, abbiamo risubito gol senza Rachmani là in mezzo. Pure questo Sì. è Quindi un dato. non è, amiche, ottimismo, neanche prudenza, è non dimenticare. Io ieri ho fatto questa serata meravigliosa, eccetera, e dicevo, le persone sono affascinate dalla capacità memorica, eccetera. Ho detto, non vedete solo la parte bella di Guido, pensate alla parte brutta. Significa, se tu ricordi tutto, tutto, eccetera, e non sei soggetto all'esperimento di Eternal Sunshine o Spotted Mind, non citerò mai il titolo orrendo in italiano, e non posso cancellare le cose comode che mi hanno creato dolore. E quindi, come è comodo per il mio lavoro, per il cinema, anche per i momenti belli della mia vita, però vivi anche momenti brutti e quelli te li ricordi e significa emozioni. Allora si tratta semplicemente, ragazzi, di non cancellare, non so, pensiamo solo agli ultimi 20 anni di Lorenzo, smettiamo solo il Napoli nell'Euro, perché quello esiste per alcuni, no? Hanno cancellato. Però in questi anni, che ormai sono più di 20, 21, 22 stagioni con questa, pensate quante esperienze abbiamo vissuto. Io vorrei solo ricordare, poi in realtà sono stato salviniano, Lavezzi e Amsi quando sono stati acquistati, che ancora non avevano messo piede in campo e che avete preso. Credo che oggi Lavezzi sia uno dei giocatori, soprattutto per le nuove generazioni, o no Valerio? Come no? Anche se si è ritirato, è amatissimo, le emozioni che ha regalato quel ragazzo, il suo modo di stare in campo, un po' Amsic è nell'Olimpo del Napoli, anche lui, ma la gente si è dimenticata dei tifosi, degli ultra, dei tifosotti, dell'intelligenza napoletana, di che bidoni aveva preso Malino. Vogliamo i campioni, vogliamo il top player. Io me lo ricordo, ho detto. Quindi D'altra parte pure con Kim fecero per tornare sì, ma alla se tu ci memoria. pensi, Valerio, l'elenco è più sterminato di quelli che poi sono andati bene che qualche delusione. Paradossalmente le delusioni erano quelli che erano bravissimi, eccetera. Quindi un po' di calma, no? È un clima sereno, quindi un po' di calma. E un altro paragone che fa Valentina, dice molto allargato, facemmo anche col primo Osimhen, sia chiaro, non sto paragonando in assoluto, però anche Osi. Ci possiamo veramente divertire. Proprio. Fabian Ruiz, eccetera, eccetera. Ascoltiamo l'ultimo vocale del gruppo. Buonasera Valerio. Io direi che stasera ci sono molti aspetti positivi, secondo me, che possiamo portarci a casa. Innanzitutto la prestazione di Vergara, che mi ha sorpreso positivamente. Cioè, secondo me è un giocatore pronto, ha rapidità, c'ha spunto, anche una discreta fisicità. Potrebbe tornare utile in campionato. Poi, prestazione condita da un assist, ma io direi più un gol. Quello lì è palo gol. Tiro a giro che sbatte sul palo e si insacca. Cattiva, però bella. Fine primo tempo il dilemma era se si potesse dire che Lucca era il peggiore in campo nonostante il gol, e poi il gol che abbiamo preso, diciamo che è per metà responsabilità sua. Poi diciamo, non condivido i fischi, io non fischio, però posso capire in generale, il calcio è uno spettacolo, visto da tantissime persone, molti sono delusi, quindi ci può stare, anche se appunto non mi appartiene come gesto. E poi vabbè, qualificazione fondamentale, la mancavamo da 5 anni, quindi direi che nonostante la partita sia stata giocata con una formazione molto discutibile, però era anche vero che bisognava far riposare un po' di persone, quindi va bene così. Senza dubbio, caro Vale, Lucio. comunque lo scotto di passare a una squadra che lotta per il vertice significa tante cose. Io mi ricordo, ti faccio 2 esempi di altre squadre, addirittura una era un giocatore del Lecce allenato da Zeman che stava facendo faville e lui stesso disse che non era un campione e non ha fatto una carriera da campione. Quando Amauri distrusse la Juventus, giocava nel Palermo,
con tutto che Moggi ha fatto quello che ha fatto, e uno poteva dire parla da persona ferita e rancorosa, lui disse non è un campione, poi la Juve se lo prese, effettivamente la freddezza, la A spietatezza, me non è... faceva impazzire a Mauri, era fortissimo. però sì, sì, però non è E poi ha stato... fallito, è vero. No, allora non era Van Nistelrooy, che poi ha fatto una carriera eccezionale, no? Non solo in inglese, poi è andato al Real, no? Ragazzi, c'è chi è andato al Real e non è andato bene. Cioè, Van Nistelrooy poi ha mostrato che quelle qualità erano confermate. Stiamo parlando di empirio qua. Quindi, ripeto, gli effetti sono infiniti e non solo parlando dei fatti nostri. Perché era forte, Amory era già più forte di Lucca nelle altre squadre, ripeto. Come no? Io me lo ricordo, ma era proprio forte sia fisicamente che tecnicamente, cioè, sembrava, e qua sto facendo proprio un torto, una bestemmia, quindi cazziami. Quindi poi ha dimostrato che non aveva quella fame di Cavani, Non l'ho sentito, sembrava. sì, Cavani, detto, ma non Ah, ok, vabbè. no, invece non l'ha dimostrato, non dire. Quindi, ragazzi, lo scotto che passi non è indolore, perché può darsi che ci sono stati dei calciatori, qua l'elenco è finito, che poi i vari commentatori negli anni hanno detto, però potevi dare di più. Uno di questi è De Zerbi, ragazzo molto, 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 molto intelligente, ma sia qualcuno pensa, sempre con no, ti voglio vedere il percorso. Poi lui ha detto, no, non è così, ho fatto la carriera che dovevo fare, siete voi che sia per le mie caratteristiche caratteriali, quindi nessun alibi e nessuna recriminazione. A volte i commentatori, cioè noi vediamo cose che non esistono nel bene e nel male. Io dico, in questo momento è così, lo scotto che paghi da passare da questo Udinese, che tra l'altro è un Udinese che non lotta per le zone alte della classifica, negli ultimi anni si è abbassata molto la classifica dell'Udinese, già un ambiente molto più avattato, molto più sereno, un grande scouting, una società che è sempre stata molto seria e protettiva della sua squadra, al Napoli, che è già un ambiente difficile e sclerotico, un Napoli che lotta per i primi posti e ha tutti gli occhi puntati per i primi posti, non è indolore. Quindi per ora io dico aspettiamo, poi ovviamente c'è un percorso. Guido, sta deludendo, e perché no? Perché no? Hai ragione, no, ma hai ragione. Io sono con te per quanto riguarda tecnicamente poi come si può evolvere un calciatore. Sono anche d'accordo con Giacomo quando dice non sono gli errori che critichiamo, ma il modo, il body language, sembra che Conte gli sta l'impegno... dicendo deve essere più duro, infatti, ma ce lo sta dicendo l'allenatore. Però uno non si tratta, ripeto, di bocciarlo. Ho detto, possiamo avere la pazienza, anche la No. gioia sportiva, di vedere, diamogli da qui a 3 mesi, altro step altri 3 mesi, eccetera. Qua però vedi, Vergara è già un fenomeno, un po' di calma. Si vede che sa toccare bene il pallone, però attenzione, non è sempre facile poi con squadre che si muovono bene, che riescono bene, trovare quella zona, perché questo il pallone in allenamento sicuramente fa cose anche egregie, lo vedi subito quando un giocatore ha un controllo di palla superiore, diciamo, alla media. E non è facile trovare la cosiddetta zolla, che dico sempre io, perché poi sei l'avversario e quindi tu insomma, sei un po' tagliato fuori dal gioco, no? Quindi calma. È vero, si vede che le espressioni segnalano disagio, ansia, sta un po' sotto stress in questo momento Luca, senza alcun dubbio. E se ci aggiungi i fischi... No, io sul fatto dei fischi, l'ho detto, cioè ho cercato di scavare nella mia memoria. Oh! Un momento di scappamento. Ho cercato di scavare nella mia memoria e non ricordo di aver mai fischiato i miei giocatori allo stadio. Poi ovviamente ognuno fa, deve capire, vincere la partita è più importante. Lo sai, Armando l'ha detto proprio in telecronaca proprio Patrick, che ha detto proprio Patrick Kendrick, ha detto proprio è più importante, Luca deve capire, ha detto proprio queste parole qua, deve capire che è più importante vincere la partita che non il gol personale. Senza alcun dubbio è la cosa più che risalta agli occhi anche al tifoso. Ci possiamo rispostare perché i vocali sono finiti. Guido, tutto a posto? Sì, mi sono spostato perché sennò sì, chi dorme.
Ah, ok, vabbè, ma noi ci possiamo anche salutare perché è una live più intima, più tranquilla. L'Inter ha vinto, immagino. 5-1 è finito, tutto a posto. E quindi ci possiamo anche proiettare verso la partita con la Juve che ha vinto facile con l'Udinese. Vedi, parlavamo di Udinese. Io ho visto un Udinese molto, molto morbido e arrendevole. Sì, non è più quella di anni fa. Eh. Atta, Beh, atta, non è male. tra l'altro, quello è un argomento che non si tratta perché poi anche lì la disinformazione è notevole. Pensate che la Premier inglese è quasi tutta in mano ormai a fondi americani, ma i fondi non servono, come si chiama, o arabi, eccetera. Le proprietà calcistiche, anche i Pozzo si stanno ridimensionando. Non puoi fare un paragone, no? Di Benicio, Maradona, eccetera, ma già il calcio di 5 anni fa, da un punto di vista degli assetti societari, delle dinamiche finanziarie, economiche, di potere politico, è 5 anni fa, ragazzi, non 25 anni fa. Eh, mh, Sta cambiando, cioè Real Madrid Real Madrid, cioè una delle squadre più conservatrici da tutti i punti di vista, no? Perché loro sono quei 100.000 soci, sta prendendo la possibilità di cedere il 5% delle loro quote a investitori stranieri in un anno dove hanno registrato il più alto fatturato nella storia di una squadra di calcio. Quando io l'altra volta feci quel pippone, sta avvenendo tutto con una velocità, quindi non sappiamo, e tra l'altro ovviamente se squadre di vertice stanno facendo delle azioni con questa velocità, significa che tutto diventa ancora più accelerato, no? Perché quindi tornando al Cansilla, vedi già un udinese che vivacchia, prima era un udinese che la zampata la metteva nelle zone alte della classifica, e riusciva ad arrivare anche terza, quinta, adesso è un miraggio, non il terzo e il quinto posto, anche il 10° posto. Ci sono alcuni anni dove si è salvata e è riuscita a salvare, però non con un margine enorme, no? Non sono passati centinaia di anni o 20 anni, sta cambiando tutto con molta velocità. È un udinese che è società garbatissima, hanno arrivato, però probabilmente adesso diventerà sempre più difficile competere con questi colossi, no? Sia a livello la forbice si sta allargando troppo, d'altronde io lo ripeto sempre, una cosa che non interessa a nessuno. Ho ricontrollato dopo la fine di questa giornata di campionato, se noi vediamo le ultime 7-8 posizioni, tranne 2 pareggi, sono tutti punti molto in meno rispetto agli altri anni. Lo ripeterò sempre, non interessa a nessuno, però più specchio della realtà quello, no? Poi cosa dobbiamo dire, no? Quindi è normale. Poi anni fa ho fatto che questa formula è molto sbilanciata, perché avrebbe più senso se la squadra, chiamiamola più debole, giocasse in casa, no? Gli dà un vantaggio notevole a un Napoli, a una Juve, all'Inter. Sarebbe prima, no, questa cosa ammetto di non averla approfondita per tanti anni, quindi potrei dire una cosa che storicamente è cambiata. Negli anni, per tanti anni nella Coppa Italia gli incassi si dividevano, quindi per le piccole squadre era un vantaggio, poi in realtà da un punto di vista non solo del prestigio, anche economico, Giocare affrontare nel grande stadio. le grandi squadre o comunque ospitare la squadra, perché comunque facevi il grande incasso anche ad Avellino, eccetera, eccetera. Adesso non lo so se poi tutto l'incasso del San Siro, San Paolo va in realtà a Napoli, quindi ammetto che poi questa curiosità non l'ho approfondita, però è una cosa che storicamente avveniva, e vedi che poi avevi anche il Bari che ti batte la grande squadra, eccetera, 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 perché poteva capitare che le squadre di serie inferiori oppure in fondo alla classifica, per fama, per successo, adesso tu hai il vantaggio che sei più forte, più ricco, c'è il vantaggio che giochi in casa rispetto alla squadra in classifica meno piazzata. Io questo sono d'accordo, è una formula che non mi piace, però non l'ha inventata Napoli. Quindi diventa tutto più difficile per le squadre anche di Serie A con l'Udinese scalare la montagna, no? Perché poi tra l'altro ti devi salvare, è sempre più difficile, anche loro fanno turnover, come il Cagliari oggi. Guido, off topic, dove è possibile vedere quando terrai le presentazioni dei film? Allora, io mi ero già organizzato, soprattutto le conversazioni, creerò questa stanza e farò fare a quei 2 sfaticati dei 2 miei soci, sempre perché glielo dico in fatto, quindi non parlo alle spalle,
e quindi verrete informati a tempo. Non sempre è possibile, per esempio in questi giorni non è proprio tecnicamente possibile, anche perché sono solo, anche per una forma di rispetto, ma nel luogo che stiamo adibendo e che abbiamo adibito, senza alcun tipo di finanziamento né pubblico e privato, lo dirò sempre, anche a chi viene, perché è una cosa neanche folle, neanche utopica, è solo cretina, non fa nessuno in Italia, essendo casa mia, essendoci un sacrificio enorme, posso decidere di fare questa cosa, ma solo diciamo per chi è fuori sede, diciamo, per chi non è nella stessa città, come si faceva prima per le dirette televisive, perché non deve costituire un alibi di pigrizia per chi vive nella stessa città, diciamo, non venire. Quindi non vi preoccupate che sarà mia premura, innanzitutto tornare questa settimana a dar vita a un canale morto, ma è stata veramente dura quest'anno. E poi questa cosa ve l'ho detta non diciamo nel giro, nelle varie trasferte, ma in questo che non è un ex capannone che abbiamo reso insomma agibile, che stiamo rendendo agibile con grande difficoltà. Ha fatto i primi 2 esperimenti, vediamo se riusciamo a montare qualcosa anche di parziale e mandarvelo, e poi qualche diretta, perché insomma ve lo meritate. Non ve lo dico il giorno prima, cioè ve lo dico tipo una settimana prima, in modo tale una persona, se è proprio a voglia, quella sera se doveva fare una cena, eccetera, e può spostarla, può avere anche Beh, l'organizzazione di poter fare tutte e 2 le cose, non c'è obbligo. Perché chiudo, la regola guidesca nella mia vita è sempre stata questa, essendo dipendente, deve essere un piacere, non un obbligo partecipare alle serate. Questa è tra l'altro una regola proprio di frequentazione della mia vita, deve essere un piacere, non un obbligo, non una sorta di ricatto anche psicologico. Quindi vi ringrazio per la domanda che avete fatto, non sfuggirò. Vi posso assicurare, e lo ripeto sempre, scusate, ma è veramente dura, 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 dura. No, d'altronde non lo fa nessuno. Si va avanti solo con fondi, raccomandazioni. Ma vedete quello che sta succedendo nel mondo del cinema, no? Stanno facendo tanto casino perché si può andare avanti, perché comunque dipendi dallo Stato, non c'è nessuno che mette un euro. E ovviamente non vi aspettate il lusso e il delusso, è una cosa molto semplice, molto spartana, come dico io. Cioè, spartana nel luogo, però così dicono, molto ricca nel contenuto. rispondo a Fadant, non so se Guido ha potuto vedere Bordocam, insomma il dietro le quinte praticamente di Roma-Napoli. Io l'ho visto, sempre grazie agli amici bellini che mi mandano i video che poi sono geolocalizzati solo in Italia e che non potrei vedere. L'ho visto e la mia risposta è Scott McTominay, capitano in pectore di questa squadra, perché si vede come ha un impatto anche sui compagni, oltre che un rapporto con gli avversari di grande correttezza, maduro, serio, e se deve dirti una cosa te la dice. E ho fatto una riflessione, a questo punto chiedo anche a Guido, non lo so se è una cosa corretta da dire, però ho l'impressione a volte, ed è molto apprezzato di Lorenzo dagli arbitri, perché è uno che protesta pochissimo e lo abbiamo saputo che lui è molto apprezzato dagli arbitri. Ho l'impressione a volte che lui non vada a muso duro anche con altri capitani o altri giocatori italiani, come se poi ci fosse un rapporto comunque di amicizia o comunque di rispetto tra compagni di nazionale. Invece, uno Scott McTominay, quando un Cristante gli entra nelle gambe, se gli deve dire una cosa a muso duro, gliela dice. Non lo so, io ho avuto questa impressione, non so Guido che le pensi. No, quello non l'ho visto, vidi per troppi impegni, quello, e mi fece veramente molto ribrezzo quello della partita con l'Inter. E devo dire che sono stati anche bravi e onesti, perché fu integrale, quindi tu hai visto tutte le parolacce, le cose che ha detto Lautaro Martinez, che erano state invece occultate durante la diretta. È clamoroso che non fu neanche ammonito. Quindi quello non l'ho visto, lo recupererò. Quello che dici tu è un argomento molto spinoso, nel senso che poi gli equilibri di spogliatoio sono importanti, e noi non li conosciamo rispetto di quello che viene raccontato. Poi ci sono dei giocatori che pare a pelle, anche per tante dichiarazioni successive, poi non se la sono presa, no? Citiamo Mertens, che Mertens non sia mai stato capitano, neanche nella partita d'addio, perché fu Gulan, no? A indossare la fascia, giusto, non la potevano indossare tutti, mi sembra. Comunque, l'ultima partita di Gulan, gli diedero questo nome che non fu fatto a maggio con Sarri. Quindi ci sono tanti equilibri. A me non piacque quando questa decisione,
e poi si scoprì che forse il mio intuito, il mio ragionamento era giusto, perché Napoli aveva sempre scelto come linea, chiamiamola editoriale, sportiva, il giocatore col più alto numero di partite, no, per anzianità sul campo. Ed è una scelta, diciamo, che ha la sua logica, la sua struttura. Di Lorenzo ci fu questa benedizione, lo ricordiamo da Spalletti, no? Che lui disse prima una cosa, poi un'altra, ci raccontava un'altra, e poi insomma il mio ragionamento era per logica. Oggi diventerebbe difficile, a meno che non sia un gesto clamoroso alla Bruscolotti, no? Che ebbe l'intelligenza, l'umiltà, aver detto io la cedo a un giocatore che è più carismatico anche a livello, no, con gli arbitri di me. Quello che dici tu è vero, perché può avere il giusto distacco umano, come hai detto tu, rispetto degli avversari, perché poi non è che uno che fa fallarci protesta, diciamo, i Bonucci, Barzagli, che lì erano insopportabili. Ti ricordo tutti quei capannelli, Come no? Per una volta faccio i nomi di quelli che non hanno. Però ci sono equilibri molto importanti all'interno di una squadra. Io credo che per esempio è difficile togliere una fascia zoppa Buffon, per citare due leggende, però tendenzialmente non è comodissimo avere un capitano che non sta in mezzo al campo per ragioni che potete facilmente intuire, non perché vogliamo punire, no? Perché è chiamato a comparire in meno azioni e non è che può abbandonare sempre la porta per andare a difendere. Però, per esempio, quando Buffon quasi stava per superare, per superare Maldini, il record di tutti i tempi di presenza in Italia, come fai a togliere la faccia, no? È chiaro. Altro elemento, un giocatore internazionale che parla le lingue e quindi non gioca solo le partite in campionato, che ha un livello di riconoscibilità, nel senso che è anche più popolare. Ci sono tanti elementi, la tua osservazione è giusta. E non ultimo, sai, tu vi ricordo una partita col Torino, non credo che fu cattivo, però sembrò un fallo brutto e cattivo di Immobile, e Insigne si sentirono chiamare Ciro, cioè che combinava. Ma quelli sono amici, giocavano nel Pescara, della nazionale, cioè, quindi la tua osservazione è vera, la gente si dimentica che prima di tutto sono ragazzi, a volte molto giovani, forse 30 anni, cioè 28 anni, quasi vecchi calciatori, pensano che noi, diciamo, a 35 sei ancora che sei defiscalizzato se si assumono in alcune cose. Questa è la gioia degli sportivi, che a 35 anni, se già adesso un po' più tardi ti ritiri, cioè uno ha appena iniziato a lavorare, vabbè, lasciamo perdere. E sono ragazzi, a volte hanno delle amicizie fuori del campo anche con giocatori di altre squadre, o comunque ci si incontra, quindi ci sono tanti elementi. Io non credo, e tra l'altro ti fa onore, che Politano, no, scusa, lapsus, perché oggi era capitano Politano, che Di Lorenzo diventi un bastaso immediatamente, cioè, proseguirà una partita, può essere pure lui arrabbiato e esasperato, però può diventare un elemento in futuro, soprattutto se la squadra spera, assuma sempre più un respiro, un peso specifico internazionale, avere un altro tipo di giocatore. McTominay, che non è Juan Jesus perché è panchinaro, con grande, essendo un titolarissimo per Cesare Zarri, è in una zona del campo particolarmente importante come quella del centrocampo, non dico mai la più importante, avendo, sicuramente fra un po' parlerà due lingue, eccetera, ma intanto l'inglese, quindi carisma, posizione del campo, distacco emotivo con un avversario italiano, ci possono essere questi elementi, però era giusto per tante ragioni quando fu tolta la faccia di capitano Icardi, ma lì c'erano le ragioni extrasportive, la moglie, cioè, però è successo un po' un casino, diciamo, no? Quindi l'importante è che determinati gesti avvengono in armonia all'interno, e che rafforzino la potenza della squadra sia all'interno che poi ovviamente nel rapporto con gli arbitri, e non vedere solo il potenziale rapporto con gli arbitri. E queste cose le possono sapere solo i giocatori, noi no, perché poi non mi fido di quello che ci viene raccontato, però le percepisci dal campo. Guido, secondo te i cambi sono stati dettati dal risultato o li avrebbe comunque fatti così? No, secondo me dal risultato, tranne che ovviamente determinati giocatori, diciamo, non ne hanno più, anche loro, non è che li devi spremere, si possono infortunare.
io penso ci possono essere questi tre elementi, non so in che percentuale, no? 75% risultato, 25%. Poi, ripeto, la rosa è quella. Io penso che ha fatto il massimo che poteva fare Conte da tutti i punti di vista. Poi andavi 2-0, potevi chiedere, ma ce la fai ancora, puoi fare un sacrificio per Galles. Però io penso che la partita la volevano vincere prima di andare ai rigori, credo. Vergara ha preso pure una botta sul Sì, ginocchio, ho tra visto pure l'altro. io che aveva proprio già il ghiaccio lì, Sì. credo. Cioè, non mi ha dimostrato il fatto di sì, facciamo melina, arriviamo ai rigori, vediamo chi la vince ai rigori. Cioè, hanno provato. Quindi è una situazione non perché è un piagnone Conte, cioè, quella è la verità, perché puoi anche non piangere, tu giri e ti manca tutto il centrocampo, tutto, non lo puoi cambiare. Qui c'è una situazione di emergenza e come lui ha detto, tra l'altro va bene almeno autodifendersi perché poi la narrazione sposta solo su elementi di presunta debolezza caratteriale. Cioè, questi non torneranno per mesi, non che domani, non è come Guterres che sta facendo di straordinari per provare di starci con la Juve, cioè, se non è con la Juve comunque 3 settimane l'infortunio alla caviglia lo risolvi se non c'è altro. No, qua sono cose che tu lo sai che prima di marzo non lo vedi e quindi ti puoi innamorare di quello che vuoi e sono tante partite che stanno là. Lukaku ha stato, intanto possiamo dire ormai 14 partite, tra un po' salterà tutto un girone, no? Così, quindi è una situazione non solo grave come numerosità, non solo grave come qualità, ma grave come lunghezza del periodo che dovrai fare a meno di questi giocatori. Penso ci sono 3 livelli di gravità. Con gli altri che poi sovraccaricano a loro volta. Un parere sui premi del Gran Galà del Calcio e sulle parole di ADL. Francesco, se mi puoi fare un recap di quali sono stati poi quelli premiati come giocatori, magari ti facciamo un parere anche volante sui singoli ruoli. Non so, Guido, se hai sentito le parole di ADL. No, ho finito perché mi ha avvisato uno dei membri segreti della setta dei poeti estinti. No, non ho detto, non ce l'ho fatto, penso più insopportabile. Devi avere anche un senso del limite. No. Mi prenderò tutti gli antipodi di questo mondo. Sui premi, io non do nessun valore ai premi nel cinema, li ho sempre considerati un gioco, perché Nicolas Cage disse una cosa molto simpatica, che ovviamente era una cosa simpatica e intelligente, ma assolutamente impossibile da fare. Che avrebbe un senso se ciascuno di noi recitasse la stessa parte. Allora potremmo vedere chi è più bravo a fare Don Vito Corleone. Chiaramente è impossibile perché uno può recitare nel ruolo di Don Vito Corleone, e lo sappiamo, è stato gigantesco, Marlon Brando, che rifiutò l'Oscar per dire. Quindi già prendiamoli, oppure già quell'anno non ha vinto un altro che lo buttiamo, cioè l'anno nel 1975, visto che quest'anno fanno 50 anni, ha vinto un filmone, no? Qualcuno volò sul Nino del Cuculo, i primi 5 Oscar, i 5 Oscar più importanti, solo 3 volte è successo, questa è una storia del cinema. Però c'era Amarcord di Fellini, che buttiamo Amarcord, c'era il film che ha cambiato la storia del cinema, Lo Squalo, c'era Barry Lyndon candidato come miglior film, Barry Lyndon, c'era Nessie di Robert Altman, e lo buttiamo con Nessie di Robert Altman, solo perché non ha vinto l'Oscar. E l'anno prima, per dire, ha vinto il Padrino parte seconda, ma era Chinatown, per dire, e non facciamo l'elenco Salvini. Nello sport, vabbè, ha vinto Lautaro, lì, e ci sono giocatori che hanno fatto molto bene e che perché non li buttiamo. I premi nell'arte, nello sport, eccetera, secondo me vanno visti con maggiore leggerezza, danno gioia, anche chi li vince dà soddisfazione, può essere anche una consacrazione, eccetera, eccetera. Però non mi attaccherei né al fatto che poi l'unica cosa che conta e nemmeno nelle polemiche che vengono create. Cioè, io inviterei le persone a essere un po' più sagge, ma non sagge che diventino così più fredde, in realtà, molto più. Tutto il contrario, una saggezza che ti porta maggiore emozione e emotività. No? Perché se uno ci pensa, ha detto, quindi forse hai ragione, uno dei miei film preferiti è un film che non si fila a nessuno, ma a me dà emozione, me lo vedo 50 volte. E quindi hai ragione, l'anno scorso questo non sta manco nei primi 5, ma ha fatto un grande campionato, è migliorato molto. Accettiamo il circo dei premi anche nello sport, accettiamo la retorica anche lì.
ingiustizia, perché poi bisogna vedere tutti quelli lì. No, io se devo contestare una cosa, io adesso leggo perché effettivamente sono andati per ruolo. Lukaku ha fatto una stagione, per dirti e finiscono, alcuni dicono in colore, eccetera, ma Martinez ha fatto una delle stagioni più controverse, ci ha messo molto a sbloccarsi a segnare. Alla fine poi non è stato così decisivo per le vittorie, non ha vinto niente all'Inter, no? E si dice che a volte Assolutamente. tu vinci perché comunque hai vinto il pallone. Giocando nel Real Madrid hai potuto vincere la Champions, la Supercoppa, eccetera, c'erano giocatori che arrivavano secondi e terzi penalizzati, eccetera. È ovvio che è un po' controverso quel premio, però sapete che me frega niente. Sulle parole di De Laurentiis ogni tanto potresti non parlare di tutto, no? E dire sono soddisfatto, ma non ha pagato, è il lavoro di tutto uno staff. Io certo ho la responsabilità di stare a capo di questa società, però siamo uno staff fortissimo, rilanciamo la sfida, non pensate che ci siamo rappoliti, insomma, dico per dire. E incomincia a parlare che il calcio siete vecchi, come si chiama? Vabbè, sparite pure la. No, io più che altro chi ha scelto che la formazione di questi premiati deve essere 4-3-3, per esempio, perché hanno scelto terzino destro, difensore centrale, difensore sinistro, tre centrocampisti che si possono assortire, Reinders lo puoi mettere anche regista se vogliamo, poi tre punte centrali che non possono, non potrebbero convivere, quindi se Vale, perché volete. poi ci sono a volte anche degli equilibri, nel senso che siccome io devo, tu dovreste sapere come vengono fatti i premi, devo comunque mettere dei giocatori di questa squadra e non posso non mettere due degli altri, allora così facendo lì, allora sono metto questo modulo, così me ne posso prendere tre, cioè non sono fatti in funzione, perciò ho detto leggerezza, cioè, tu Esatto. fai giustamente un'osservazione. Mamma mia, sto per dire una bestia tecnico-tattica, ma tu pensi che la ragione è tecnico-tattica? Che se ne fottono. Allora, Allora, fammi ringraziare Tore Falanga che era busy e che abbiamo parlato della differenza di marcia tra primo e secondo tempo. Con Vergara e Ambrosino ho visto I've seen quick forward passes e meno tocchi. Isn't it? E isn't it è una cosa tra di noi, chi la capisce, togliamo da mezzo. Sì, Guido, io onestamente sono d'accordo, nel senso che nel primo tempo a me il Napoli è anche piaciuto, e nel secondo ho visto che ci siamo un po' ammorbiditi, come se vabbè, il gol l'abbiamo fatto, adesso questi non ci daranno fastidio, e macina, e loro hanno messo i giocatori un po' più forti e ce lo l'hanno fatto. abbiamo fatto anche con i titolaristi in altre partite, quindi questo tra l'altro potrebbe essere una pericolosa costante, quindi per dire perché fate pure voi così? Questo è un argomento di. E a questo punto, non parlo nella partita di oggi, non può essere più un caso, non è sempre stanchezza, no? Perché la partita da Roma, è vero che la Roma è una squadra forte, prima in Castiglio giocavano all'Olimpico, tutti esauriti, eccetera, però è uno di quegli elementi che noi stiamo valutando con serenità, che assolutamente deve essere da migliorare, non perché sono un risultatista, ma sarebbe stato veramente un delitto pareggiarla la partita con la Roma, no? E oggi è stato, diciamo, un delitto. Fortunatamente non ci sono i supplementari, quindi non è caricato di altri 30 minuti, però dice una cosa vera, è quello che è avvenuto, sarebbe, se fosse solo oggi, potresti prenderti proprio una squadra che non gioca sempre, eccetera, come avviene anche in altre partite. È un elemento, io credo che Conte lo sappia e staranno lavorando su questo, e questo deve essere uno degli step importanti, perché poi se tu fai per esempio delle partite molto bene ma non hai avuto la freddezza, la lucidità di raddoppiarla, ma comunque sei stato in controllo, e per una sbavatura perché ti abbassi troppo, se diventi un po' consenti un pareggio no, che ci sta, si chiama nello sport, però è peccato, soprattutto il primo tempo della Roma è stato secondo me superiore a quello con l'Atalanta, anche se ha fatto più spettacolo, perché non ha dato mai a Roma l'impressione di poter entrare nella partita, no? E quindi per me sarebbe stato un peccato, no? Oggi c'è stato a un certo punto un rilassamento, per venire, e Conte mi sembra l'ha detto, noi non sappiamo giocare a basso ritmo. Quando lì Allora vabbè, sei iscritto al canale. ha detto diventiamo prevedibili, e io aggiungo diventiamo anche fragili, perché poi vedi la stupidata esce, casuale, il rimpallo, cioè, quindi il gol lo prende, e quindi
di nuovo, qua stiamo facendo diventare determinati professionisti degli imbecilli, perché qualunque imbecille si sente genio di queste cose in TV o su internet, eccetera. È abbastanza palese, e lui, secondo me, in questo periodo sta parlando troppo, e noi lo ringraziamo perché ci fa capire molte cose. Ha detto la verità, quello che abbiamo visto con occhi sereni, non con gli occhi dell'Istituto Luce. Napoli, quando gioca sotto tutti o accetta, vedi col Como, che ha sbagliato il Napoli la partita perché ha accettato quei ritmi, e quando raramente provava a alzare, quelli si buttavano sempre a terra, ed è stato un Napoli spuntato. Conte l'ha difeso. Napoli non riesce a giocare bene, non diventa pericoloso, incisivo, quando accetta oppure si adagia su ritmi troppo blandi. Conte lo sa perché non è un cretino, noi l'abbiamo capito perché proprio cretini non lo sappiamo. L'auspicio è che si migliori sia quando si gioca la Coppa Italia che altre competizioni su questo aspetto, perché se no i risultati possono essere molto al di sotto degli aspettative. Salutiamoci con una domanda facile facile. Come vedete il futuro per il dopo ADL? Dipende da quando avviene, Valerio. È una domanda, siccome quella volta ho fatto un pipone e poi sono successe cose proprio economiche, politiche, anche calcistiche, e tra l'altro c'è un sito che evidentemente ci segue, perché avendo detto questa cosa poi mi fa l'articolo che a Napoli 10.000 laureati se ne sono andati, cose. Vabbè, sarà una coincidenza. Di un po' siamo, ma non quelli che se lo dicono, ci siamo tantissimo, poi non si fiano più, perché siccome è una volta, 2 volte, 3 volte, e 50 volte, 60 volte, sono diventate un po' tante. Poi, diciamo, succede 3 settimane dopo, va bene, certo, figurati, sono argomenti mica sono miei, diciamo, non è che appartengono a me. Succede un giorno e mezzo dopo, ogni volta, o il giorno dopo, quindi evidentemente è stato lungo, ma almeno cretinate non l'ho detto. Per rispondere a questa domanda, ragazzi, dipende quando. E questo può diventare, visto che una persona lo lanciò come tema, perché casomai non si annoia, è qualcosa di più specifico, lasciandolo a parte, dice oggi proviamo a fare una cosa, 15 minuti solo specifica su questo piccolo aspetto che poi non è tanto piccolo. E questo è un domandone, perché non dipende solo, pensate, dalle eventi, dipende da come cambia il sistema calcio in Italia, in Europa, nel mondo nei prossimi anni. E io quello che sto dicendo, non ho la sfera di cristallo, non so con che velocità. Certo è che più squadre grosse si indirizzano verso una situazione, e più il tasto veloce sta premuto. Quindi questo perché se tu lo fai, chiudo, quando comunque sei riuscito a fare degli step che ti rendono un pochino più robusta la società, da tutti i punti di vista, non solo economico, sportivo, anche politico, lasci una squadra che è in una posizione geopolitica. Se lo fai troppo tardi, pure se viene il famoso come se fosse Antani, che la gente spera, eccetera, e non ti viene, perché Valerio ve l'ha spiegato come funziona anche l'economia in America, no? Dice, no, ma non è così, vanno a investire le persone, sta cambiando tutto molto velocemente. Negli ultimi 4 anni e mezzo, il 25% delle squadre dell'NBA, non dei poveracci, quindi già tutti miliardari, nell'NBA non è concesso fare debiti come il calcio in Italia, sono passati a fondi. E l'ultimo grande portone gigantesco, anche da un punto di vista emotivo, visto che è una famiglia storica comprata nel 79, legatissima, la famiglia basta ha venduto i Lakers a 10,4 miliardi di dollari, eccetera. Quindi, ma quella è l'NBA, ma sta cambiando tutto con una velocità incredibile. Quindi, argomento che secondo me merita un approfondimento serio. La mia risposta dipende dal quando, e non è uno scappare, è una risposta seria, prudente, perché quando, in questo caso, molto più della partita, quando affronti questa squadra, se in un momento di crisi o un momento di massima espressione calcistica già cambia, figurate in quando se il sistema calcio si è settato in un universo e tu stai molto più in basso. E la speranza è come se fosse andare a destra lo scappellamento, viene lo sceicco. Lo sceicco si è comprato il Paris Saint-Germain, perché c'era un'operazione che hanno capito solo 20 anni dopo, e
che era geopolitica, e fino all'anno scorso famosi giornalisti tifosi dell'Inter potevano che questi non avevano vinto niente. Non era quello l'obiettivo, non era vincere l'obiettivo era un altro. Si fanno 2 mondiali, era impensabile anni fa, perché loro stanno investendo da almeno più di 20 anni in un altro settore, quindi anche quando finirà il petrolio avranno il controllo di quello, il controllo di quello, il controllo. L'hanno capito, forse ancora non l'hanno capito, quindi sì, potevano prendersi lo sfottimento del giornalistincolo così, e certo gli dava fastidio, ma il loro piano era molto più grande della Champions League. Poi l'hanno vinta pure Hanno finalmente, vinto, sì, vabbè, è chiaro. sì, però il piano era un pochino più complesso, diciamo, e tant'è vero che un mondiale l'hanno fatto, un secondo l'hanno assegnato, e non in coabitazione con 3 stati come il prossimo, ma per farvi capire, basta, ho finito, che il quando in questo caso di assetto societario cambia tutto. Guido Gentile, grazie infinite. No. Un bacione a Guido e un bacione a tutti voi che avete già lasciato il like. C'è un centinaio di persone che non l'ha lasciato ancora, lo potete lasciare adesso per cortesia, semplicemente per una questione di cortesia. Molto bene aver vinto questa partita, non sottovalutate l'impatto positivo che ha vincere ai rigori, perché perdere sarebbe stata una tragedia. E invece vinciamo, diamo soddisfazione a quelli che hanno giocato di meno, tutti insieme appassionatamente. So che il tema Lucca resterà principale, ma non ci sarà tanto tempo per rimuginare. C'è da fare l'analisi tattica domani. Sarà divertentissima perché abbiamo spostato tutte le pedine in continuazione, quindi molto sfiziosa. E poi c'è da affrontare, che non è la madre di tutte le partite, come sempre si dice, perché a Juventus... No, è una partita importantissima che ha tanti sapori, e adesso possiamo cominciare a parlarne, perché Spalletti, perché Conte, perché la Juve sta in una sorta di difficoltà occulta, ma sta vincendo le partite in qualche modo e quindi si stanno riprendendo. Sono pochi i posti utili per arrivare poi in Champions, perché 4 posti, però ci sono tante squadre che stanno per... In 2 punti ci stanno un sacco di squadre. Il Bologna comunque sta là, il Como si sta imponendo, la Roma, e poi il Milan, l'Inter, il Napoli, la Juventus la facciamo fuori, quindi diventa veramente... E poi c'è la Champions. Come mi aggiungi su eFootball? Allora, io ho un username temporaneo, sono tutti numeri, perché non so che successe, se non mi sbaglio qualcuno o mi segnalo, non lo so. Insomma, mi hanno tolto l'username e quindi non posso aggiungere. Scrivimi il tuo username e vedo di farlo io, in modo tale che... È una partita, non la partita. Bello, 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 bello. Marat, tu sei appena arrivato, ti abbraccio forte, come abbraccio anche... l'ottimo Francesco Rogazzo che è passato prima, lo so, di questo abbiamo parlato, non lo so se avrai tempo e modo di recuperarti la live, abbiamo parlato proprio di questo, più che i limiti tecnici, parliamo di limiti caratteriali mentali, che in questo momento il ragazzo sembra non avere proprio il body language adatto per sposarsi con la piazza. Magari io sono convinto che nel gruppo squadra non ci sia questo problema. Non credo che la squadra l'abbia rigettato, anzi lo vedemmo come tutto il gruppo lo cercò di abbracciarlo e lo porta avanti come uno di loro, e sono contenti se Lucca si sblocca e segna. È lui che mi sembra un po' isolato contro il mondo proprio in questo momento, ma in qualche modo ce la faremo. Compleanno. Un abbraccio. Allora tutti nei commenti gli auguri a Tore Falanga. Amici belli nella ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei. Poco. Allora. No, allora aspetto questi
questi 2 secondi così scatta il compleanno. Boom, è scattato. Auguri. Auguri! I like!